Buongiorno a tutti e ben ritrovati con Sveglia Trieste, venerdì 10 di maggio, altra mattinata in vostra compagnia fino alle 10, nella prima ora la rassegna stampa, nella seconda e terza ora invece il dialogo con i nostri ospiti, in compagnia di Marcello Medau nello spazio tra le 8 e le 9, Marcello Medau, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Nella seconda ora dedicata agli ospiti, ovvero quella che intercorrerà tra le 9 e le 10, sarà il nostro ospite Maurizio Fogar, che è consigliere nel comune di Muggia con la lista civica Muggia, in opposizione in questo caso alla giunta Polidori. Andiamo a leggere la pagina meteo. Sull'Europa centro-occidentale e sull'Italia la presenza di un promontorio anticiclonico favorirà l'afflusso in quota di correnti settentrionali, mentre nei bassi strati fino a sabato proseguiranno ad affluire correnti secche e stabili da nord-est. Per oggi, venerdì 10, cielo sereno, poco nuvoloso, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, nella notte e al mattino forse anche sostenuta a Trieste e sul Carso. Sui monti al pomeriggio sarà possibile cielo variabile, temperature minime 14-17 gradi, massime tra i 21 e i 24 gradi centigradi. Giornata soleggiata anche per domani, le previsioni indicano cielo sereno poco nuvoloso, sempre sulla costa e sulle zone orientali bora moderata con nel pomeriggio invece venti a regime di brezza, sui monti al pomeriggio sarà possibile cielo variabile anche per domani, temperature minime circa al pari di quelle odierne, 14-17 gradi, le massime tra i 20 e i 23 gradi centigradi. Vediamo come anche domenica sarà una giornata vocata al bel tempo. Lunedì il peggioramento riguarderà principalmente la zona montana, in particolare la Carnia e il nord-ovest del Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere ora invece le notizie e cominciamo con il Corriere della Sera, una rapida occhiata alla prima pagina. Roccella contestata e bufera, la ministra io censurata, il Colle è contro la civiltà. Meloni dice show ignobile, gruppo di studenti impedisce l'intervento agli stati generali della natalità, solidale il centrodestra, distinguo a sinistra. La ministra della famiglia Eugenia Roccella non è riuscita a intervenire all'auditorium della conciliazione a Roma agli stati generali della natalità. Non appena ha preso la parola in platea sono stati alzati cartelli che formavano la scritta sul mio corpo decido io. A protestare un gruppo di circa 50 studentesse e studenti universitari provenienti da varie città e aderenti all'assemblea transfemminista di Aracne. Io censurata, ha detto la ministra costretta ad andarsene, la solidarietà di Mattarella e del governo, voci diverse invece dall'opposizione, in particolare dal centro-sinistra. L'inchiesta su Toti, 20 imprese nel mirino dei PM, chi è finito nei guai, pur interrogato per ora, tace, ma l'inchiesta su Toti e la Regione Liguria non si ferma. Nel mirino della Procura i finanziamenti sopra i 40.000 euro e sono 20 le imprese su cui indaga la Finanza e il ministro Crosetto critica le toghe. Il diritto di parola, scrive Roberto Gressi, guardando anche a cosa è accaduto con la ministra Roccella e la protesta degli studenti. In Europa League l'Atalanta è in finale, Roma, orgoglio e resa, i verdetti del calcio europeo con le italiane chiamate alla sfida. L'Atalanta passa in finale, la Roma contro il Milan. Prova d'orgoglio, ma resa. Tra Olanda e contro il Milan, chiedo scusa, nel suo impegno a Roma ieri in Europa. Tra Olanda e Fiandre una bussola verso la salute, l'inserto con le pagine 18 e 19, l'Europa, questa Europa si intitola, e quindi la spinta anche a guardare già fra un mese quando si andrà al voto. La Costituzione di tutti va difesa. È di grande evidenza l'importanza di un confronto aperto nella società civile sulla modalità di partecipazione della vita pubblica da svolgere attraverso un costante percorso di identificazione con la nostra Costituzione. Questa, ponendo al centro la persona umana e i suoi diritti, tutela tutti e ciascuno. La Costituzione ieri come oggi riguarda tutti da vicino. Leggiamo dall'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella, che oggi viene poi riportato in calce al Corriere della Sera. Gravissimo, un poliziotto accoltellato a Milano, siamo alla cronaca, tensione sala governo, il sindaco dice
fatto poco, la replica strumentalizza, arrestato un magrebino, doveva essere espulso. La fotonotizia al centro del Corriere, Spalletti verso l'Europeo, in azzurro siamo fratelli, il CT che sussurra i cavalli, in ritiro voglio Rivera. Respira l'aria della sua terra, Luciano Spalletti, sui colli dietro a Empoli, devo tutto a mia mamma e mia moglie. Poi l'azzurro dice la maglia della nazionale va indossata con dignità e umanità. Rivera, Baggio e Totti in ritiro. Altre notizie dal mondo, Biden a Israele, freno su Rafah e stop alle armi, Netanyahu avanti da soli, quindi anche il dialogo tra alleati Biden, Stati Uniti e Netanyahu con Israele è la scelta di proseguire da parte proprio di Netanyahu con l'operazione su vasta scala sulla striscia di Gaza. Putin nella parata, nessuno può minacciarci, e cita lo scontro globale nei giorni del suo insediamento per la quinta volta presidente della Russia. La pelle dura, scrive Massimo Gramellini nella rubrica Il caffè, affrontando temi politici e di attualità. Qui vediamo nel taglio alto, come detto, le notizie sportive. L'Atalanta ha vinto 3-0 contro l'Olympique Marsiglia, la Roma invece ha pareggiato 2-2 contro il Bayer Leverkusen. La partita era già condizionata dalla gara d'andata, l'orgoglio di aver pareggiato contro i campioni di Germania, ma non essere riusciti a passare però il turno in Europa League. Andiamo al piccolo, con al centro il nodo stipendi Wärtsilä, Trieste, distanze fra le parti, ma a fine mese un nuovo round, l'iter del subentro di MSC, sul tavolo le richieste dei lavoratori, le aperture del gruppo, trattative in salita, ma nessuno scontro perché MSC è aperto a discutere. I sindacalisti escono però con sguardi interrogativi dall'incontro organizzato ieri nella sede triestina di Confindustria per avviare la discussione sulle retribuzioni con il gruppo che si appresta a subentrare nel comprensorio Wärtsilä di Bagnoli della Rosandra. Le sigle chiedono conferma dall'intero trattamento economico e giuridico dei lavoratori, mentre MSC parte dall'applicazione del contratto dei metalmeccanici e dell'anzianità, e quindi ci sono trattative ancora in corso. L'Authority raddoppia le tasse portuali dal 1 luglio, l'autorità portuale raddoppierà le tasse sulle merci in vigore nei porti di Trieste e Monfalcone, malcontento fra gli spedizionieri. Da Grignano alle Ginestre gli ultimi ritocchi per la stagione balneare, scrive Nicola Brusaferro, lo vedremo a pagina 26, buona parte degli stabilimenti riaprirà, non tutti, come abbiamo documentato in questi giorni. Ferroviario e Kral sono alle prese con i danni della mareggiata di novembre, ma anche i continui e ripetuti furti che imperversano all'interno dei propri spazi. Roccella contestata, interviene il Colle nel taglio alto del piccolo, notizie nazionali. Quel potere delle parole fra complimenti e offese, scrive Pieraldo Rovatti, guardando proprio alle contestazioni ma anche al diritto di parola. Fincantieri con BAS nei sistemi subacquei, nuova mossa del colosso della cantieristica. Cronaca adesso, Barcola, lavori sotto il cavalcavia, sarà più sicuro il cavalcavia di Barcola, teatro di numerosi incidenti negli ultimi mesi, sarà dunque oggetto di lavori a breve, scrive Codagnone a pagina 21. Spaccio e rapina con lo spray, Piazza Perugino, scatta l'indagine, l'operazione delle forze dell'ordine, quando gli agenti lo hanno fermato in via Valdirivo attorno alle 3 di notte non ha opposto resistenza. Andiamo ad altro, l'intervista a Massolo, così Pechino punta alla guida del pianeta, l'analisi dell'ambasciatore Giampiero Massolo su Europa, scenari internazionali e crisi. Una soluzione per l'Ucraina difficilmente si potrà prescindere dalla situazione sul campo, evitare che peggiori, aggiunge. Questa è la priorità, secondo il suo giudizio. Lo strano viaggio di Meloni in Libia, il commento di Peppino Ortoleva, il 7 maggio Giorgia Meloni è andata in Libia. Una visita durata poche ore, del cui reale significato si è potuto apprendere ancora meno. La storia, Maccaron e Rigoianci, il pasticcere Mauro chiude dopo 53 anni. La voce di Mauro Gridelli si lascia scuotere dall'emozione. Mi dispiace solo, ripete più volte, mentre è seduto tra i macchinari, le basi di pasta frolla e gli altri segreti custoditi all'interno della sua cucina, che tutto questo vada perduto. Lo vedremo alla pagina 25 del piccolo. Spazio della cultura, la fiaba di Giselle in scena al Verdi,
E poi Dudovic ritorna con un inedito negli spazi di pagina 30 e 31. Cominciamo dunque dalle prime di pagine che affrontano il tema Varzi, la partenza in salita sul nodo salari, l'iter di subentro di MSC al tavolo sulle condizioni per i lavoratori. L'azienda apre comunque alla trattativa. I sindacati chiedono la conferma dell'intero trattamento economico e giuridico. La controparte ora non ha affrontato il discorso legato a premi integrativi. Per misurare le relazioni il vero test sarà il confronto, che è già stato fissato in data 28 di maggio. Ieri abbiamo raccolto proprio le voci dei sindacati del RSU CISL con Fabio Canidisek, con il segretario di Trieste Gorizia della UILM Antonio Rodà e con il rappresentante sindacale della FIOM CGIL Marco Relli. Sentiamo. Al momento attuale non siamo in grado di dire quanti sono le persone che vanno in MSC e quanti rimangono in Piazza d'Italia. Questo è il punto, siamo il giorno 9 maggio, abbiamo intenzione di chiudere tutto entro il 30 giugno. Nel doppio incontro dei sindacati con Varsila e MSC nella sede di Confindustria si entra nel vivo dell'acquisizione dello stabilimento di Bagnoli da parte del colosso navale italo-svizzero e subito scoppia il caso del numero esatto degli esuberi e quindi del numero di lavoratori che dovrebbero essere trasferiti a MSC, dato sul quale, riferiscono i rappresentanti dei lavoratori, l'azienda finlandese è stata piuttosto fumosa. Rispetto ai dati che sono stati enunciati, sembra che ci siano 295 esuberi, ma le persone che attualmente sono in solidarietà sono un numero ben inferiore e sappiamo che l'azienda ha sempre detto che la base di partenza è riferito al numero delle persone in contratto di solidarietà. Per quanto riguarda gli esuberi che Varsila intende trasferire ad MSC, anche lì c'è stato un bel lamo, un po' di numeri che non ci ha sicuramente permesso di dare un giudizio chiaro. Sarà un punto assolutamente da chiarire, perché insomma non possiamo permetterci di dare i numeri da questo punto di vista. La ballano 35 persone, l'azienda un po' non è stata in grado di chiarire, su questo vigileremo fino in fondo come abbiamo fatto fino ad oggi. Ma ci sarà ancora molto da discutere su altre questioni centrali dell'operazione, a partire dal piano industriale e dal nodo dei salari e dell'inquadramento dei lavoratori. È un piano industrialmente importante. Per quanto riguarda invece l'assunzione dei lavoratori, loro parlano che è una ripartenza da zero, pur avendo dato delle aperture. Noi adesso su questo dovremo approfondire, perché chiaramente l'obiettivo nostro è quello di mantenere più istituti possibili. Il trasferimento dei lavoratori è quello che sarà argomento dei prossimi incontri, tema fondamentale che saranno il salario, le garanzie, quindi i diritti. Su questo ci sarà sicuramente un confronto serrato a partire dal prossimo 28 maggio, quando è pianificato il prossimo incontro. Andiamo avanti nella lettura del piccolo, rimaniamo in tema lavoro. L'Authority raddoppia le tasse sulle merci del prossimo 1° luglio, accolta la richiesta degli spedizionieri di congelare il provvedimento fino alla fine di giugno. Verrà effettuato in queste settimane un monitoraggio per calcolare l'impatto proprio sui flussi. L'autorità portuale, dice il presidente D'Agostino, difende la scelta assunta di incrementare le tasse portuali sulle merci. Sono 9 anni, dice, che le tasse a Trieste non sono state toccate ed è un caso unico per tutti i porti italiani. Anzi, abbiamo abbassato l'imposizione su caffè e legname per sostenere le filiere. Oggi le tasse sulle merci sono 1/4 degli altri porti italiani, a bilanciare i vantaggi di cui Trieste gode per il porto franco. Stefano Visintin, presidente Associazione Spedizionieri del Porto di Trieste, sottolinea che la decisione sulle tasse è stata presa dall'autorità portuale senza analizzare con attenzione tutte le ricadute. Le materie prime, evidenzia, sono ad esempio molto esposte perché le tasse si applicano a tonnellata. Questo può penalizzare Monfalcone, dove arrivano grandi volumi con valori non enormi, dice Visintin. La misura entrerà in vigore dal 1° di luglio e, osserva D'Agostino, si tratta di un passo importante perché l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale usa queste risorse per mantenere alto il livello della sicurezza sul lavoro, grazie all'aumento degli ispettori e, conclude D'Agostino, lavorando alla miglioria di banchine e infrastrutture degli scali di Trieste e di Monfalcone.
e dunque interesserà entrambe le realtà municipali, sia Trieste che Monfalcone. Andiamo alla politica. Roccella, contestata dagli studenti, lei rinuncia a parlare e censura, dice, fischi e gli stati generali della natalità, solidarietà dal capo dello Stato e dalla Premier Meloni. Per Bonelli e la democrazia. La ministra per la famiglia, qui si attacca alla maternità come libera scelta. Appena la ministra prende il microfono dalla platea parte la contestazione, fischi e poi un gruppo di studentesse si alza esponendo fogli con lo slogan "sul mio corpo decido io" e poi i cori contro i pro vita fuori dai consultori. Nella platea ormai sono tutti in piedi, si alza anche la Roccella e dice ma noi siamo d'accordo, nessuno ha detto che qualcun altro decide sul corpo delle donne ed è per questo che siamo qui, perché oggi le donne non decidono fino in fondo liberamente se vogliono avere figli. Abbiamo questo problema, dice la ministra, ma la contestazione non si placa nemmeno dopo l'intervento sul palco di una delle studentesse che dice ci dicono di fare figli in questo mondo quando c'è un conflitto e muoiono bambini e non ve ne frega niente, quindi Roccella riprova a prendere la parola ma viene accolta dal coro, vergogna, a quel punto se ne va per non far proseguire il convegno e quindi continuare con questa scena. Ma per Roccella è chiaro che, visti i fischi verso la donna incinta, quello che si contesta, ne è convinta, è la maternità come libera scelta. Al Salone del Libro Rushdie attacca Meloni, non sia così infantile, a Torino. Lite in Rai tra Soldi e Sergio, Bortone, ho detto la verità, gli strascichi del caso Scurati e quindi in Rai ci sono queste problematiche. Il monito del presidente Mattarella, la Costituzione ci riguarda tutti, dal Quirinale l'invito ad andare a votare per le elezioni europee, così plasmeremo il governo dell'Unione Europea. Dice Mattarella, tra maggioranza e opposizione resta prioritaria la sfida sul premierato. Le opere a rischio, lo vediamo in questo schema guardando alla Liguria, il commissario nominato Bucci, la diga foranea nel porto di Genova, il tunnel subportuale realizzato da Aspi, tra quelle che sono le opere a rischio, il commissario nominato se invece Totti, ospedale degli Erzelli, il rigassificatore di Vado Ligure e lo scolmatore del Bisagno. Queste sono le opere a rischio. Così tutti arrestati, Crosetto difende Totti, nel centrodestra il fattore tempo e i risvolti dell'inchiesta da cui a un mese saranno cruciali per le sorti politiche di Giovanni Totti, nel centrodestra il garantismo resta la parola d'ordine, ma con il passare dei giorni si fa strada la convinzione che il governatore della Liguria non possa reggere a lungo in queste condizioni. Qualcuno lo dice in chiaro, molti, soprattutto dentro Fratelli d'Italia, a microfoni spenti, ne sono convinti e quindi vedremo se ci sarà una scelta da parte dello stesso Totti di fare un passo indietro in questo momento in cui è sotto inchiesta. Vannacci, non ho mai detto che i bianchi sono superiori, il generale in corsa per Bruxelles ha incontrato i simpatizzanti a Udine, ha replicato alle accuse e risposto alle domande sui temi di attualità. La precisazione, Italexit per l'Italia non compare nel simbolo della lista Libertà. Il partito Italexit per l'Italia precisa che il simbolo della lista Libertà, in corsa alle elezioni europee che si terranno nel weekend dell'8 e 9 giugno prossimi, non contiene tra i 17 che lo compongono anche quello della Italexit di Gianluigi Paragone, come invece erroneamente riportato il 3 maggio scorso nell'articolo pubblicato dal Piccolo. E quindi la testata vuole specificare appunto come Italexit per l'Italia non sia presente all'interno di quel simbolo e inoltre che Gianluigi Paragone non fa più parte di Italexit per l'Italia, una precisazione da parte del gruppo editoriale del Piccolo. Da Venezia parte la sfida globale alla disinformazione in rete, l'annuncio del ministro Nordio, nasce il Venice Justice Group, una conquista per i diritti fondamentali, il G7 della giustizia, qui la passeggiata a San Marco dei ministri del G7 dopo il vertice, come detto, proprio sulla giustizia. Una carica della polizia tiene lontani i centri sociali, oltre 250 persone da tutto il nord-est hanno provato ad avvicinarsi alla riunione internazionale, tensione tra manifestanti e agenti fino allo scontro, questo è il vertice dell'ingiustizia, hanno detto i manifestanti, questa è la foto di uno dei momenti dello scontro con la polizia ieri proprio a Venezia. Andiamo ad affrontare
una questione Monfalcone, restrizioni sulle moschee, primo sì, Cisint rivendica musulmani critici il progetto di legge che fissa delle limitazioni per le sedi di associazioni adibite a luoghi di culto, è passato alla Camera e vediamo le foto del momento di preghiera della comunità musulmana, del sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint in quota Lega e di Sara Vito del Partito Democratico candidata alle elezioni europee. Ordinanze, ricorsi e proteste da mesi il caso Monfalcone, la sindaca dice questo è un risultato rilevante in base a quanto è stato sancito provvisoriamente. Lo perfido, necessario, la Dem Vito va all'attacco, come abbiamo visto c'è la foto, proprio perché da parte di Sara Vito ci sono delle dichiarazioni che vanno contro alle scelte del sindaco Cisint. Dalla farmacia a Bruxelles la sfida della New Entry Olivetti in corsa con Fratelli d'Italia, Anna Olivetti candidata alle europee, come detto, per Fratelli d'Italia. Andiamo alle crisi internazionali che sono affrontate dal piccolo, o meglio, ci arriveremo tra un attimo, prima però colleghiamoci con la polizia locale per l'aggiornamento mattutino rispetto a eventuali segnalazioni e la viabilità di quest'oggi, le previsioni chiaramente. In linea con noi l'ispettore capo Luisa Mastracchio, una buona giornata a lei. Eccomi qua, buongiorno a lei e ai telespettatori. Buongiorno. Salve. Salve, allora guardi, per il momento la situazione è ancora tranquilla, abbiamo noi già qualche richiesta ma niente che pregiudichi la normale viabilità attualmente, comunque già diverse richieste in piedi per Passi Carai e simili. Allora, per la giornata di oggi posso dirle che ci sarà intanto un transito di circa un 150 motociclisti durante la giornata che faranno tappa in piazza Ponte Rosso circa dalle 11 alle 14 per una manifestazione, il Biker Fest, che parte da Lignano Sabbiadoro e giunge nella nostra città e poi ritornerà a Lignano Sabbiadoro, quindi ci sarà diciamo un transito di questi motociclisti che saranno in un gruppo nutrito, ecco. Anche questi con scorta comunque dei nostri colleghi di pattuglia con le moto, anch'essi. E posso dirle che oggi c'è l'incontro al Pala Trieste, all'inizio alle 20:30 da Pallacanestro Trieste, e anche qua apertura degli ingressi alle ore 19, quindi anche là ci sarà afflusso di persone. E guardi, per il momento altre cose non avrei da segnalare, ecco, tutte le altre cose rimanderemo all'ora poi di pranzo. Bene così, allora. Le restituirei la linea e la saluto. Grazie all'ispettore capo Luisa Mastracchio, buona giornata a lei e a tutti i suoi colleghi. Grazie molte anche a lei, salve, Grazie. salve, buongiorno. Proseguiamo, come abbiamo detto, dalle pagine che affrontano i temi internazionali con le varie guerre, ricordando che esistono, sono mediaticamente esposte le guerre in Medio Oriente e quella tra Ucraina e Russia, ma nel mondo se ne combattono tante altre che passano in qualche modo in sordina, ma che purtroppo provocano sempre ugualmente sofferenza, distruzione, morti e feriti anche tra la popolazione più debole, ovvero bambini e anziani. Parliamo dell'Africa, parliamo di parti dell'Asia e quindi insomma il focus mediatico è spesso e volentieri concentrato su Israele, sulla Palestina, sull'Ucraina e la Russia, anche per questioni più legate alla geopolitica e all'economia, ma insomma di guerre ce ne sono purtroppo anche tante altre che non sempre però vengono messe sotto i riflettori. Dicevamo, le crisi internazionali, Biden a Israele, stop alle armi se invade la città di Rafah, Netanyahu convoca il gabinetto di guerra, avanti da soli per il falco Ben Gvir, Hamas ama il presidente dell'America. Queste le parole, l'IDF ha ribattuto che sono state evacuate circa 150.000 persone dalla zona calda, i colloqui al Cairo sono falliti e le due delegazioni hanno lasciato la capitale. L'UNRWA ha fatto sapere che finora circa 80.000 palestinesi sono fuggiti dalla zona del sud di Gaza, che è la zona più problematica in questo momento del conflitto. Verso le elezioni il leader americano cambia, svolta per frenare le proteste, la destra lo incalza, ma Reagan prima di lui sospese la consegna delle armi allo Stato ebraico. Trump dice ci sta facendo andare verso la terza guerra mondiale ed è scontro tra i due candidati alla Casa Bianca
che in questo momento di campagna elettorale in qualche modo commentano, ognuno a modo suo, le mosse da intraprendere per la guerra in Medio Oriente, andando anche a guardare un po' alla propria intenzione in vista delle elezioni. Putin minaccia ancora: le nostre forze nucleari sono sempre pronte, ha detto nel gelo di Mosca. Il leader russo parla alla parata della vittoria sulla Piazza Rossa. La Lituania è favorevole all'invio di soldati. Per Tusk le truppe della NATO sono già in Ucraina. Le celebrazioni Metzola-Kiev per la festa dell'Unione Europea è una guerra guerra combattuta da persone coraggiose, ha detto Metsola. Riyadh, per realizzare la città del futuro, è pronta a uccidere. Questa è l'inchiesta invece della BBC, dove girano anche molti dollari dietro a determinate scelte. Pechino e Budapest viaggiano insieme, il leader cinese accolto in Ungheria con i massimi onori, relazioni all'apice, intesa su automotive, energia e infrastrutture. Un nuovo viaggio da intraprendere verso un'epoca nuova insieme a un paese dell'Unione Europea, l'Ungheria, è quello evocato dal presidente cinese Xi Jinping, arrivato mercoledì notte a Budapest per l'ultima tappa del suo tour europeo dopo Parigi e Belgrado. Ungheria che è esempio di amicizia che è dura, dolce e ricca come un vino Tokai, che insomma dirlo anche nella rassegna stampa di Trieste, parlare di Tokai rievoca in qualcuno anche quella diatriba di etichetta che riguarda il vino e che guarda sì al vino ungherese, ma anche a quello che poi per questioni di nome è stato rinominato il vino friulano e che possiamo gustarci noi a tavola e che è prodotto anche proprio nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Tokai a parte, dicevamo, l'ha ridefinita lo stesso Xi Jinping in un editoriale pubblicato sul giornale filogovernativo Magyar Nemzet, amicizia, che si svilupperà ulteriormente dopo gli incontri con il premier Orbán e le massime cariche magiare prima del ritorno in patria che avverrà oggi pomeriggio. Di certo le relazioni bilaterali sono all'apice, siamo impegnati in un viaggio d'oro verso una nuova era, ha assicurato il leader cinese. Da parte sua l'Ungheria, membro dell'Unione Europea e della NATO, che ha accolto Xi Jinping con i massimi onori e qualche protesta pro-Tibet e critica da parte dell'opposizione sui contratti fumosi e l'impatto ambientale degli investimenti cinesi, desidera mantenere una posizione di ponte tra est e ovest, ha ribadito in un editoriale il consigliere politico del premier ungherese Balázs Orbán. In un mondo sempre più frammentato e segnato da tensioni crescenti tra Cina e Stati Uniti, infatti sarebbe cruciale ricostruire legami tra Europa e Cina, è stato detto ieri a Budapest. In Macedonia del Nord trionfano i nazionalisti, così l'Unione Europea si allontana, quindi la vittoria attesa, ma che si è trasformata addirittura in un trionfo per i conservatori nazionalisti del Dmro Dpne in Macedonia del Nord, partito da quasi un decennio all'opposizione, destinato però a rioccupare i gangli del potere a Skopje e a decidere la rotta che il paese prenderà nei prossimi anni. Sguardo anche ai piani di Xi Jinping, ecco come la Cina punta a guidare il mondo, l'analisi dell'ambasciatore Massolo su Europa, scenari internazionali e crisi. In questa intervista di Giovanni Tomasin, una soluzione per l'Ucraina, difficilmente si potrà prescindere dalla situazione sul campo, evitare che peggiori. Dice, l'Italia deve scegliere accuratamente i compagni di strada tra gli alleati, questo è il potere della coalizione, lo riferisce proprio Giampiero Massolo. Noi ci fermiamo andando in pubblicità, ritorneremo tra poco, continueremo la lettura del quotidiano Il Piccolo. Ci vediamo tra qualche minuto. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, è arrivata una mail che dice: buongiorno, censura e buone maniere, ieri un ministro del governo democraticamente eletto, l'onorevole Roccelli, è stata violentemente contestata da un gruppo di incivili studenti abortisti, violento agire di questi ultimi che non lasciavano dubbi sulla loro collocazione politica e questi saranno il futuro, lascia basiti fino a un certo punto tale comportamento della sinistra universitaria.
quando ieri sera a Ring l'esponente PD non è andata oltre le solite frasi di circostanza, giustificanti in salsa radical chic, mentre quella dei 5 Stelle ha proposto l'arroganza, la presunzione e l'offesa come metodo di discussione, difendendo l'indifendibile e additando l'elettorato di destra come intellettualmente mancante. Con degli esponenti di sinistra così non ci si può aspettare un parterre elettorale di persone civili, disposte al dialogo, al confronto e soprattutto al ragionamento. Questo ci scrive Piero nella sua mail. Proseguiamo con la lettura del Piccolo. Parte a Parenzo la rassegna ministra, bottiglie da 11 paesi, da 3 giorni giunta la 30ª edizione. Al Palasport di Zatica l'inaugurazione alle 13, poi possibilità di degustazioni fino alle 19, come anche nel fine settimana. Commercio illecito di tabacco, 10 arresti, l'indagine a Pola. Andiamo a leggere poi le notizie della cronaca nazionale. Agente aggredito, accoltellato a Milano in gravi condizioni, arrestato un 37enne, aveva 2 decreti d'espulsione. Sindaco Sala, anche il governo faccia un esame di coscienza. Sassi contro i treni, minacce ai pochi passeggeri presenti alla stazione di Lambrate, ma anche pietre sulla strada sottostante dove una donna di 55 anni è rimasta ferita alla testa in modo non grave. Quando l'altro ieri notte i poliziotti della Polfer hanno capito che quell'individuo era incontenibile, hanno chiamato in soccorso i colleghi della Volante, dotati, a differenza loro, di taser. A bordo di una delle 2 pattuglie arrivate in pochi minuti c'era anche il vice ispettore Cristian Di Martino, 35 anni, che ora lotta per la vita dopo 3 coltellate al corpo, quando Hasan Amis, 37enne marocchino con un curriculum criminale non indifferente e 22 alias, ha visto i rinforzi e scappato dalla banchina dirigendosi verso la stazione centrale ed è stato raggiunto in un posto buio. Di Martino ha usato il taser, un dardo ha colpito alla gamba Amis, ma il secondo ha raggiunto il suo pesante giubbotto, quindi non si è verificata la scossa che poteva tramortirlo. Quando il vice ispettore ha cercato di bloccarlo, lui ha estratto dalla manica un coltello da cucina dalla lama di 20 cm e l'ha colpito 3 volte all'addome e al torace. Poi è stato bloccato e anche 2 agenti della Polfer sono rimasti feriti, ma in modo meno grave. Di Martino è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano in ambulanza, scortata da 3 volanti con 3 ferite a polmone, milza e addome che hanno lesionato gli organi interni e alcuni grandi vasi. Nel giro di 7 ore ha subito più interventi per fermare l'emorragia e salvaguardare quegli organi lesionati. Ha avuto 5 arresti cardiaci e ha ricevuto copiose trasfusioni di sangue e plasma. Al momento Di Martino è ricoverato in terapia intensiva, sedato e in condizioni stazionarie, ma in prognosi riservata. Accanto a lui, originario di Ischia, la fidanzata e il padre e anche tanti colleghi. Amis è stato arrestato per tentato omicidio ed la procura di Milano lo giudica estremamente pericoloso e ha chiesto il carcere, ed è emerso che nel capoluogo lombardo non si era mai visto, ma altrove aveva commesso reati sin dal 2002, quando il 18 dicembre era stato arrestato e fotosegnalato a Napoli. Dagli accertamenti della questura milanese è risultato che ha precedenti per rapina aggravata, furto, lesioni personali, stupefacenti e sequestro di persona, e fu condannato per reati di droga e contro il patrimonio. Dal 2013 al 2020 era stato in carcere a Napoli e Ariano Irpino è rimasto in Italia da irregolare con 2 provvedimenti di espulsione mai effettivamente eseguiti, anche per il mancato riconoscimento delle autorità marocchine. Il 5 maggio scorso l'ultima denuncia per resistenza a pubblico ufficiale da parte della Polizia Ferroviaria di Bologna. La mancata espulsione di Amis ha suscitato l'ira del sindaco di Milano, Sala. Anche il nostro governo, visto che qualche esponente dei partiti di maggioranza butta la croce addosso a Milano e a me, faccia un esame di coscienza e si chieda perché non fa il suo dovere. Se c'è un provvedimento di espulsione, il dovere è di eseguirlo. E insomma, in qualche modo il sindaco Sala ha anche ragione dalla sua parte nel dire che quella persona non doveva restare in giro e soprattutto non doveva andare a fare tutto il disordine che ha provocato armato in giro nella stazione ferroviaria. È lotta tra la vita e la morte un poliziotto di 37 anni, anzi di 35 anni, che stava compiendo il suo dovere. Facciamoci un attimo una riflessione su questo. Illegale, pronti alla denuncia, ora spunta un nuovo video, invece qua siamo al caso Falcinelli, potrebbe aprirsi anche
un filone giudiziario italiano e in particolare a Roma, dove il legale della famiglia incontrerà oggi il procuratore capo. Il ministro Tajani ha detto: ho seguito da subito il caso e continuerò a seguire gli sviluppi. L'ipotesi a Roma, dietro a front su telecamere, i volti non li riconosce. L'ipotesi telecamera, riconoscimento facciale nelle stazioni della metro di Roma, mette in allarme il garante della privacy, che apre un'istruttoria sul Campidoglio, ma l'assessore alla mobilità Patanè chiarisce: ciò che abbiamo in mente è una tecnologia che riconosce gli atteggiamenti potenzialmente pericolosi e non i volti, che integri il nostro maxi investimento sulla vigilanza armata, non armata e anche la vigilanza antincendio. E poi, proprio perché l'Italia non si fa mancare niente, ci sono anche tutte queste realtà che vanno a ostacolare le procedure. Costretta alle nozze combinate, pubblico ministero trattata da principessa, il GIP respinge l'archiviazione per i familiari, un caso a Milano che riguarda delle nozze combinate tra pakistani. Muore a soli 10 mesi, la tragedia a Noto, da quello che emerge avrebbe ingerito candeggina e si tratta dunque di una creatura di 10 mesi. Lo strano viaggio di Meloni in Libia, scrive Peppino Ortoleva. Qui vediamo la foto della Premier nell'incontro a Tripoli con al-Menfi. Il resto è ipocrisia, demagogia e una politica estera senza la dovuta trasparenza. Non è di accordi con i signori della guerra che avremmo bisogno, dice dunque nel commento in questo articolo. Le parole buone e quelle cattive, scrive Pieraldo Robatti, pagina economica. Fincantieri compra VAS da Leonardo e vara un aumento da 500 milioni. Sarà sottoscritto anche da Cassa Depositi e Prestiti Equity, assemblea l'11 giugno, il CEO Folgero, l'accordo è una pietra miliare sulla cantieristica militare che diventa per noi cruciale. Banca Generali vola l'utile nel trimestre, mossa dice nuovo ciclo a quota 122 milioni più 47%, vola anche l'utile dell'Enel nel trimestre più 44%, i ricavi in flessione con il calo dei prezzi. Il board si dice sicuro di raggiungere tutti i target dell'anno, oltre l'82% della produzione assicurata a zero emissioni. In questo riassunto redatto dall'ANSA i numeri di Enel. Più assunzioni ma calano i posti fissi. I numeri dell'Agenzia regionale del lavoro. Molto bene il terziario, in calo invece la manifattura, previsioni per maggio-luglio, altri 32.000 ingressi. Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia, che dunque vede un maggior numero di assunzioni ma con contratti non a tempo indeterminato. Tra gennaio e marzo stipulati 73.477 contratti, circa 51.000 invece le cessazioni. Il movimento delle navi a Trieste in arrivo si può vedere da questo consueto e abituale riquadro che guarda il nome delle navi e da dove sono in arrivo anche l'orario, per farsi un'idea. Andiamo alle notizie di Trieste, siamo nel viale Miramare, lavori sotto il cavalcavia di Barcola, un intervento da 900.000 euro, dai marciapiedi e sottoservizi fino alle nuove strisce pedonali, così si renderà la strada maggiormente sicura. Questi i punti di intervento dove già sono state collocate le isole spartitraffico che servono per l'attraversamento pedonale protetto, ma ci sono sulla carta degli interventi da dover pianificare lungo l'attraversamento pedonale, il marciapiedi stretto vicino al guardrail, ma anche i sottoservizi e poi le nuove strisce pedonali come abbiamo già visto poco prima del curvone. CSM di via Gambini, sciopero per le 24 ore, massima adesione, la protesta all'esterno del centro di salute mentale indetta da CGIL e FIALS, l'iniziativa dei dipendenti per la ripresa del servizio notturno, disagi all'utenza, i familiari dicono siamo stufi delle promesse. Accanto si legge pedalare con il diabete, traguardo a Trieste per la corsa regionale con la rassegna sport e prevenzione. Cronaca locale, spaccio e rapina con lo spray, indagine su piazza Perugino. In carcere un ventenne marocchino arrestato, aveva 20 dosi di cocaina in tasca, al vaglio le possibili connessioni con l'aggressione sulle rive dello scorso sabato. Leggiamo, quando gli agenti lo hanno fermato in via Valdirivo attorno alle 3 di notte non ha opposto resistenza, anche perché gli era chiaro il motivo, la droga che teneva in tasca, ben 20 dosi di cocaina,
circa una decina di grammi da vendere per strada, scoperte con una semplice perquisizione. La Polizia di Stato ha arrestato un 20enne di origini marocchine. Sono state le volanti a bloccare il pusher l'altra notte. Gli agenti hanno notato il comportamento sospetto del giovane, suo e di quello di altri 2 stranieri che erano assieme a lui, ed è scattato il controllo. Ma forse il giovane marocchino era seguito, o perlomeno tenuto d'occhio, perché a ben vedere la notizia dell'operazione della polizia, al di là dell'arresto per lo stupefacente, ha una doppia valenza. Gli investigatori avrebbero alcuni buoni motivi per ritenere che sia lui che gli altri 2 uomini che lo accompagnavano, pure loro marocchini sono stati identificati, possano appartenere al giro di extracomunitari responsabili della rapina di sabato sera a mezzanotte sulle rive dietro al locale Italy, ai danni del 27enne triestino Leonardo Milos, derubato del borsello che aveva con sé e aggredito con una bomboletta di spray urticante spruzzata negli occhi e in bocca. La vittima era stata inizialmente avvicinata dagli stranieri con la richiesta di vendere proprio cocaina. Dopo la violenta aggressione il giovane era stato ricoverato in ospedale. Da quella sera che la polizia sta lavorando al caso e alla luce delle continue rapine le forze dell'ordine hanno rafforzato i pattugliamenti. Le indagini sull'episodio dello spray urticante passo dopo passo si sono rapidamente indirizzate verso un'altra zona della città, Piazza Perugino, che il gruppetto responsabile di quella rapina evidentemente frequenta. Non a caso, 3 sere fa, le volanti della polizia sono piombate in quella piazza identificando tutti i presenti, per lo più giovani di origine nordafricana. Una piazza pensata e anche abbellita anni fa proprio per ricreare uno spazio rionale per i bambini e i genitori, un punto di aggregazione molto frequentato nel quartiere, insomma, ma la cui tranquillità negli ultimi tempi è stata almeno in parte compromessa perché quella piazza è diventata anche luogo di spaccio e vandalismi. I residenti sono francamente esasperati, come documentato in questi giorni nelle testimonianze raccolte dal Piccolo e io aggiungo anche da Tele4. Chi porta più i bambini a giocare? È difficile vedere genitori tranquilli. A Rissa in via Sette Fontane, cliente ubriaco finisce all'ospedale con l'intervento dei carabinieri, l'esterno del bar Angela, in questa foto in cui si è verificata la rissa. Alloggi occupati a Borgo San Sergio, subito sgombrati, 2 le denunce, la sinergia tra la polizia locale e l'Ater. Il reportage di Grills invece fra immagini e video, aspettando il premio, la sinistra dissente, il giornalista ucciso nell'87 in Mozambico, dal passato nell'MSI, all'esterno la protesta, fermare la riabilitazione neofascista. Facciamo il punto anche su questa contestazione, partendo però dalla presentazione del premio in compagnia del giornalista che ha promosso proprio questo concorso giornalistico. Era giusto il servizio che mi ha messo dalla regia poco fa, questo qui, Fausto Biloslavo, che ieri ha parlato con noi. È la prima edizione del premio giornalistico Almerigo Grills, ma l'enfasi che ha generato ancor prima della sua presentazione, avvenuta questa mattina nell'atrio della Camera di Commercio, è sfociata in una diatriba politica. Quello che viceversa i promotori del concorso, in primis il giornalista di guerra Fausto Biloslavo, ha voluto trasmettere è l'appartenenza a un contesto, quello giornalistico, che intende essere inclusivo e coinvolgere soprattutto i giovani. 37 anni dopo la scomparsa sul campo di battaglia di Almerigo Grills in Mozambico il 19 maggio 1987, e ricordiamolo che è il primo giornalista italiano ucciso sul fronte di guerra in tempo di pace dopo il secondo conflitto mondiale. Siamo arrivati finalmente alla prima edizione del premio dedicato a Almerigo Grills, ma che in realtà porta il suo nome, ma è dedicato soprattutto ai giovani, ai ragazzi sotto i 40 anni che vogliono continuare a fare questo mestiere, o meglio vogliono raccontare il lato oscuro dell'umanità dal campo, essere sul campo, magari anche con inchieste in Italia, magari anche solo con i disegni come disegnava Almerigo Grills. La presentazione di questa mattina è stata molto partecipata, in particolare da parte del centrodestra locale, provinciale e regionale, con sindaco, assessori ed esponenti per lo più di Fratelli d'Italia ad accompagnare la cerimonia. Il tutto mentre all'esterno a pochi passi manifestanti di ANPI, CGIL, partiti e associazioni di sinistra, circa un centinaio, protestavano contro la scelta di un premio intitolato a una persona a loro detta violenta e vicino a gruppi di estrema destra. È un po' triste vedere che
per esempio la sua stampa locale, anche qualche collega giornalista ha firmato questo appello a chiudere la bocca al premio Grills, perché di questo si tratta. Se siamo in un paese libero, in un paese democratico che questi signori sostengono appunto di difendere, dovrebbero difendere il premio Grills e non chiedere invece di cancellarlo. E subito all'esterno, proprio in contemporanea, mentre all'interno dell'atrio della Camera di Commercio Biloslavo, ma anche le altre autorità presenti presentavano questo premio giornalistico, all'esterno, come detto, in Piazza della Borsa ha tenuto via la protesta da parte dell'ANPI, della CGIL e dei partiti di sinistra. In piazza contro Almerigo Grills, o meglio, in piazza contro il premio giornalistico intitolato ad Almerigo Grills. Proprio nel momento in cui veniva presentato il concorso dedicato agli Under 40, in Piazza della Borsa, ANPI, CGIL, partiti di sinistra, associazioni e cittadini davano vita a un presidio di protesta per quella che ritengono essere una riabilitazione di figure legate al fascismo. Un centinaio circa oggi in Piazza della Borsa, al coro di Bella Ciao e sventolando bandiere di sindacati e partiti. Volevamo testimoniare con la nostra presenza l'inaugurazione che si sta svolgendo in Camera del Commercio, proprio per testimoniare il nostro dissenso e la nostra protesta a questa assuefazione di riabilitazione di figure legate sia al fascismo mussoliniano sia al neofascismo, come Almerigo Grills. Ognuno ha diritto a riposare in pace e noi ovviamente siamo per la compassione di tutti quelli che sono caduti, però da questo a intitolargli una via, fargli 2 mostre, fargli adesso un film e addirittura intitolargli uno studio, un premio giornalistico, ci pare effettivamente troppo, sia per i suoi demeriti come membro della Fronte della Gioventù che andava scorazzando nei tempi bui, sia per i suoi non grandi meriti giornalistici. Grills era un personaggio violento, un picchiatore, dicono dalla piazza le varie voci, non un esempio idoneo per rappresentare il ruolo del giornalista. Almerigo Grills, per quello che l'ho conosciuto io, non ha fatto il giornalista. Io l'ho conosciuto come picchiatore. Lui partiva da via Paduina col suo manipolo di fascisti e andava a pestare gli studenti antifascisti prevalentemente nelle scuole più di sinistra. Faccio un esempio, il Volta dell'epoca, ma è andato anche al Dante. Ecco, quindi tutti quelli della mia età che si ricordano del picchiatore Almerigo Grills non credo sia un buon auspicio per una carriera giornalistica. Andiamo avanti col piccolo per raccontare la storia del pasticcere Mauro che chiude dopo 53 anni di lavoro. Mi spiace vadano perduti i veri dolci della tradizione. L'inizio alla Royale, poi Gridelli si è messo in proprio aprendo Sonia, un forno in via Santi Martiri che alla fine del mese non sarà più attivo. Cominciato da ragazzo lavando i pavimenti, dopo rubato con lo sguardo, ha imparato il mestiere. Manca il passaggio generazionale, ma le mani non sono più quelle e la precisione in cucina è tutto. Alcuni momenti della sua attività, in compagnia anche della moglie Sonia, e poi si vede il pasticcere al lavoro e la preparazione dei macaron e un vassoio di altri dolci. Quel macaron tutto triestino, certificato dalla famiglia Svevo, non sono i biscotti francesi ma una pasta frolla con nocciole e crema, lo dice lo stesso Mauro Gridelli. Dalle Ginestre fino a Grignano, ultimi ritocchi prima dell'estate, Ausonia al via già oggi, gli altri tra il 18 maggio e il 1 giugno. Ancora incerta la partenza per Sticco, dopo i tanti danni subiti dalle mareggiate. Gli stabilimenti, tra danni da maltempo e ricerca anche di personale, si stanno attrezzando, chi più agevolmente, chi meno, per l'apertura degli stabilimenti proprio per la stagione estiva. Tutto pronto per i tuffi pure a Muggia e a Sistiana, anche in quei comuni e in quelle località si stanno preparando gli stabilimenti. A Dolina la festa della Maienca tra balli, concerti e tradizioni. Torna per 4 giorni l'evento di primavera a San Dorligo della Valle, uno degli appuntamenti più importanti della municipalità. Quel faro distrutto a Muggia e le insidie delle mareggiate, Sergio Norbedo
e Franco Stener svelano come vicino all'obelisco di Punta Sottile fino al 1944 sorgeva una costruzione fatta abbattere dai tedeschi, costituiva un riferimento per gli alleati. Il faro di Punta Sottile in questa foto, l'archivio di Stato, emergono i problemi della strada costiera anche nel passato. Il manufatto si elevava per 13 metri e aveva una portata di luce fino a 9 miglia marine. La recita e le scuole a Rossetti, cronache della discarica, insegna l'ambiente fra storie di rifiuti, extraterrestri e bambini speciali, scrive Martina Seleni, guardando gli appuntamenti teatrali, come detto, vocati alle scuole. Il cappotto di Crisi ai figli Lorenzo e Stefano, con la giacca messa sotto fondamentalmente teca, impostare la semina con il nuovo meteo invece nella rubrica Orti e Giardini di Daniela Peressoni. Il raduno dei bersaglieri ad Ascoli Piceno, qui una foto della rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, la fiaba di Gisela Alverdi con la SNG Opera in Ballet di Lubiana dal 14 al 19 maggio e la direzione artistica di Renato Zanella, con una particolare del Manifesto di Giselle, penultimo titolo in cartellone Alverdi, prodotto da SGN Opera in Ballet di Lubiana, il regista Peter Weir e il Leone alla carriera, mostra del cinema di Venezia. Gli illustratori lasciano il segno con un inedito di Dudovic. Apre oggi il Museo della Cultura Istriana l'esposizione di grafici, pittori, designer da Trieste alla Dalmazia, opere magistrali Medet Likovitz, Toppi, Cambon e Signon. Andiamo a leggere poi un omaggio a Gaetano Canizza dalle 15:30 al Parco di San Giovanni, al Peter Kernel tornano a Trieste dopo il bagno in Portovecchio in musica a Trieste, di Neve d'amore di Marco Sosic fino a domenica al Teatro Sloveno. Andiamo allo sport con il basket. Trieste ha il primo match point e il coach Christian dice c'è grande equilibrio a Valmaura. Alle 20:30 i biancorossi affrontano Torino in gara 3 dopo le 2 vittorie. Il coach dice ci servono l'orgoglio, la carica del pubblico e una difesa migliore. Finalmente il ritorno a casa, occasione per alzare il ritmo e Ciani meriterà un applauso. Tornerà infatti a Trieste coach Ciani, che a Trieste ha allenato proprio la pallacanestro giuliana. L'SGT chiude con la quinta piazza, l'Interclub si gioca alla B ai play-out, il punto del basket femminile di Guido Roberti nel suo articolo. L'Unione si presenta al completo, la sfida con la Gian Erminio, tutti i giocatori sono a disposizione di Bordin che ha ampia possibilità di scelta, probabile l'utilizzo del rodato 3-5-2 che è ormai modulo prescelto dall'allenatore della Triestina. Cresce l'attesa per la Triestina contro la Gian Erminio che si giocherà domani a Rocco, inizio ore 20:30 ieri sera per la sfida valevole per il secondo turno dei playoff del girone. Erano già stati venduti infatti 1900 biglietti, un buon dato visto che la vendita è partita ieri mattina, ma ci sarà tempo ancora oggi e domani, anche ai botteghini dello stadio, ma meglio procurarsi il biglietto in prevendita per evitare le code ai tornelli, per rimpolpare l'affluenza. Intanto la squadra alabardata si sta preparando alla partita con tutti gli elementi a disposizione, fatto che permetterà a mister Bordin di scegliere lo schieramento che riterrà più opportuno. Scontata la difesa 3 nella quale rientrerà Malomo al centro tra Moretti e Rizzo. L'unico dubbio è se il tecnico opterà per il 3-5-2 o se invece sceglierà di schierare un trequartista nel 3-4-1-2, sicuri di giocare comunque Correia e Vallocchia in mezzo al campo e Germano come esterno. Per il resto ci sarà da scegliere fra Pavle, Vanzolini e Petrasso per la fascia sinistra, se si gioca a 5 in mezzo, dentro Fofanà con probabile Eladrak a fianco di Lescano, altrimenti Lazrak giocherà dietro al bomber italo-argentino e uno fra Vertainen, Redan e Minesso farà reparto proprio con Lescano. Tennis tavolo, Parenzan domina Lasco, a Parigi me la giocherò, dice Matteo Parenzan che vince nuovamente un torneo internazionale, l'atleta paralimpico triestino di tennis tavolo, nuovo successo per lui, ne sta collezionando veramente tanti ed è anche molto giovane, quindi ha veramente un futuro sportivo importante davanti a sé. Complimenti. Klapčić e Germani in corsa verso il titolo di velista dell'anno, in lizza anche Vlačić, De Ganutti, qui la foto delle persone appena menzionate. Siamo al calcio, in Serie A, frenata di Abodi nell'incontro con Gravina, Malagò, Petrucci, il ministro apre il cambio del testo sulle autority di vigilanza. La FIGC dice restiamo contrari a interventi
governativi. Serie A, Frosinone-Inter di Francesco dice un vantaggio giocare il lunedì nel turno della Serie A. Oggi Frosinone-Inter, domani Napoli-Bologna, Milan-Cagliari, domenica Lazio-Empoli, Genoa-Sassuolo, Verona-Torino, Juventus-Salernitana, Atalanta-Roma, lunedì Lecce-Udinese, Fiorentina contro il Monza. L'Atalanta buona in finale, Roma rimonta sfiorata all'Olympiakos per la Fiorentina, con la finalista Atalanta contro il Bayer Leverkusen. Andrà infatti a giocarsi la Coppa dell'Europa League, invece la Roma cede contro il suo avversario, proprio il Bayer Leverkusen. Dopo il pareggio esce a testa alta ma rinuncia alla finale. Internazionali di Roma, Rafa Nadal supera Berks, avanti Arnaldi e Fognini. Per il tennis ci dobbiamo fermare per andare in pubblicità, a tra poco con la compagnia di Marcelo Medau, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, Marcelo Medau, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti, è sempre un piacere essere qui. Poi oggi la giornata è splendida, quindi in realtà... Ah sì, non l'ho vista. No, bellissimo, un sole stupendo, un vento spettacolare. Le leggo alcune mail perché già cominciamo ad avere spunti. Buongiorno, ho saputo che i dipendenti Wärtsilä, pur essendo da 2 anni in cassa integrazione, hanno percepito stipendi al 100% e già alti, ma anche premi di produzione pur non lavorando. Mi sembra un'esagerazione rispetto agli altri lavoratori dei vari comparti. Bisogna appurarlo, quanto detto. È chiaro che vivono una situazione di precarietà e di dubbio perenne. Ora con l'ingresso di MSC forse si troverà una stabilità. Esattamente. Con però l'incognita, ieri anche sollevata dai sindacati, che non tutti i dipendenti saranno assorbiti perché c'è una bella differenza fra produrre motori e carri ferroviari, e quindi anche la manodopera sarà commisurata in base alle commesse e all'attività. Beh, è ovvio che in realtà anche la politica attenzionerà con cura a questo problema. Teniamo presente che se si è riusciti, grazie in questo caso proprio all'aiuto di tutti, governo, regione, anche noi in comune, a trovare una soluzione, penso che sia ottimale, che nessuno si aspettava qualche anno fa. No? Credo che chiunque avrebbe messo la firma per questa soluzione, quindi insomma penso che dobbiamo stare contenti. È ovvio che se non sono assorbiti tutti i lavoratori si cercherà poi sicuramente di dare una mano in qualche modo. Insomma. Per quel che riguarda lo stipendio che dice la signora, effettivamente bisogna appurare, insomma comunque... Insomma, io non sarei invidioso degli stipendi degli altri. Ok, abbiamo una telefonata, andiamo a sentirla, buongiorno. Buongiorno Gullotta, io sono Predas, no? Prego. Buongiorno anche a Marcelo Medau, che anche mi conosce. Vabbè, io abito in via San Pasquale senza, diciamo, approfondire. E devo dire, ho mandato circa alle 7 una che trova mia mail, diciamo, così sulla, diciamo, la vigilia delle elezioni europee, perché diciamo, riassumo un po' tutto quello che accade ora e sempre più di interesse riguarda anche le elezioni che si avvicinano l'8-9 giugno. Vado a dire, esempio, diciamo, della sanità pubblica, che per me è un diritto, no? Dopodiché, quando sul lavoro, diciamo che ci sono alcune cose che il lavoro ora come mai e più che mai adesso ora c'è successo questo fatto a Milano di questo, diciamo, poliziotto che lotta tra la vita e la morte, e quindi c'è questa richiesta di sicurezza, gli immigrati che arrivano noi, il problema, no? E dopo, diciamo, più che altro dopo queste cose della corruzione, diciamo, per me non soltanto corruzione ce n'è, se vai a guardare quello, e diciamo di altro, anche altre cose, insomma, comunque a finire proprio, diciamo, il premierato, che io tanto non è che, diciamo, condividerei, perché è un rafforzare troppo il potere del governo. Comunque io, questo, se sono stato chiaro, vi ho detto, avrei piacere di un vostro, anche praticamente del capogruppo di Fratelli d'Italia, se vuol dire qualcosa in merito, così se sono stato abbastanza così chiaro, no? Ok, grazie. Saluti, grazie. Tanti argomenti un po' anche confusi. Medau, sentito europeo, ho sentito premierato, quindi diciamo temi nazionali e anche europei in vista dell'appuntamento tra un mese. Beh, abbiamo un appuntamento davvero molto importante. Io pregherei
a più persone possibile di andare a votare, vedi, perché in realtà tante volte si pensa all'Europa come lontana da noi, ma in realtà non è così. Diciamo che queste elezioni sono davvero molto molto importanti, forse più rispetto a qualche anno fa, insomma, no? Perché in realtà dall'Europa poi è quello che dà praticamente tante direttive anche per il governo nazionale, che poi si riflette anche su noi, insomma. Quindi io questo invito più persone ad andare a votare, di non sottovalutare queste elezioni che sono davvero molto importanti. Poi il signore parlava di vari temi, insomma, no? Insomma, non ho capito bene tutto, insomma, no, però... Guarda, abbiamo un'altra telefonata, sì. Sentiamola e vediamo gli argomenti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno dottor Gullotta, lei e il suo ospite sono sempre Fulvio. Sì. Mi creda, non mi diverto a chiamare. Beh, insomma, non è brutto. Chiamare per salutarvi, ma non mi diverto a chiamare. Io voglio solamente richiamare l'attenzione sulla Costituzione, come ha detto ieri il Presidente Mattarella. Sì. La Costituzione riguarda tutti da vicino, è una conquista e va conosciuta e difesa. I suoi valori sono alla base del vivere insieme. Allora io, per favore, leggetemi il primo comma dell'articolo 10 della Costituzione. Leggetemi un attimo, voi state 2 minuti, e poi chiedo al Signore perché tutte queste cose non vengono rispettate. La legge 3054 del 52. Come mai che richiama il trattato di pace? Come mai le leggi e la Costituzione qua a Trieste, consigliere mi sembra che sia, non vengono rispettate? Basta leggerle e quelle leggi e l'articolo della Costituzione non vengono rispettati. Come mai? Grazie e una buona giornata a tutti voi. Buona giornata anche lei. Si vuole commentare? Se vuole le leggo il primo articolo della Costituzione. Magari, perché non me lo ricordo, proprio quello. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, questo è il primo comma. Poi la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Il secondo, lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio della libertà democratica garantita dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Questo è l'articolo 10 in generale. Sì. Il primo comma è l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Da qui si vuole rifare il telespettatore al trattato di pace, quindi il perché non sia applicato come da articolo 10,1. Quello io penso che sia un argomento davvero che vada oltre quel che è, no, la potestà di un capogruppo in comune, insomma. Tuttavia io penso che in realtà nessuno si permette di andare contro la Costituzione, contro le leggi, insomma, no? Io penso che ci sono l'argomentazione davvero molto vasta e varia, e c'è da dare una giusta interpretazione a quello che dice il Signore, insomma, no? E qui mi sembra che ho detto quel che potevo dire, insomma. Le leggo una mail. Buona giornata a lei e al signor Medau. Ascoltando la rassegna stampa non si può stare allegri, sono troppe le sciagure e eventi di guerra che aleggiano sopra di noi. La nostra città si trova prigioniera stretta in una morsa che appare mortale dovuta ai nuovi arrivi che non rispettano la nostra città, non tutti bisogna dire, ma tantissimi, fregandosene delle regole che le governano. Le nostre contrade, le nostre piazze vengono messe a soqquadro da troppi episodi che ricordano la cavalleria rusticana, dove il coltello era un elemento della propria natura. Ma noi dobbiamo comprendere, dobbiamo capire i loro disagi. Mi sembra che abbiamo la carta bianca sulla nostra povera Trieste, che loro abbiano la carta bianca sulla nostra povera Trieste. Oggi si comprende il giustificato Caino, il povero Abele, la vera vittima, viene invece dimenticato. Grazie di aver nuovamente nello studio il dottor Cafagna, scrive Gianni. Ricordo il dottor Cafagna che sarà con noi il mercoledì a appuntamento bisettimanale, una settimana sì e uno no. Ma al di là di questo, Gianni si rifà agli extracomunitari e alla violenza che stiamo raccontando in questi giorni da Piazza Perugino, estesa anche in altri luoghi della città. Davvero, è una situazione triste, soprattutto perché Trieste era in un certo qual modo, continua ad essere rispetto a le altre città italiane, capoluoghi italiani. Insomma, diciamo che è ovvio che nessuno di noi è felice di vedere queste cose, è altrettanto ovvio che purtroppo si deve rispettare la legge e non è che queste persone possiamo prenderle e buttarle chissà dove. Insomma, no? Teniamo presente una cosa, qui io volevo fare
un po' di qualche dato. Da quando, che tanti criticano, poi ci sono gli eserciti al confine, cioè il fatto del passaggio di arrivi di immigrati è calato notevolmente, e questo è un dato di fatto, non sono io che lo dico. E diciamo anche che purtroppo abbiamo un po' le mani legate, cioè, ma tutti, perché rispettando la legge bisogna cercare di non fare quello che ognuno vorrebbe, no? Cioè non è che uno dice, boh, da domani li mandiamo tutti via, magari, figuriamoci se non lo vogliamo noi di Fratelli d'Italia e della nostra maggioranza. Teniamo presente che oggi è così e bisogna sicuramente combattere duramente. Ci tengo a precisare che anche il nostro assessore alla sicurezza si sta impegnando tanto e sta dando un valore aggiunto a quel che è le forze di polizia. Teniamo presente che in realtà con noi facciamo fatica, e io voglio solo sottolineare qui, forse con un tono anche di polemica, giusto che le persone poi capiscano, che tanti movimenti dell'opposizione vorrebbero ci fossero ancora di più, insomma, quindi teniamo ben presente a mente questo particolare, insomma. Poi è ovvio che tutti noi, ogni mattina, ogni giorno che leggo qualsiasi cosa di violento sulla città, sono sincero, mi stringe il cuore, è un po' come tutti i tristini, ma noi non molliamo e combatteremo ancora. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei e a Medau. Buongiorno. Nivea. Allora, io volevo chiedere una cosa. Il questore l'altro giorno, però chiarisco, io ho il massimo rispetto per le forze dell'ordine e per le divise, no? Ha detto che quelli che hanno combinato tutti questi disastri in questi ultimi tempi sono stati identificati. Sì. A me, che siano stati identificati, mi scusi l'espressione, me ne frega tanto. Io vorrei sapere dove sono, perché se questi sono ancora liberi, essendo minorenni e non essendo guardati tutto, insomma, dove sono? Possono colpire ancora. A Milano il personaggio che ha colpito quel poliziotto che adesso è in fin di vita era stato già giudicato, era già stato per spazio, per violenza e per tutto, eppure girava libero per Milano e ha combinato quello che ha combinato. Io vorrei sapere proprio, Medau, a livello nazionale bisogna cambiare la legge sui minori, perché sennò qui non se ne viene fuori. Grazie. Grazie signora Nivea. Grazie a lei. Il riferimento è alla notizia che abbiamo letto in rassegna stampa: agente aggredito, coltellato a Milano in gravi condizioni, arrestato un 37enne, aveva 2 decreti d'espulsione. Il sindaco Sale dice anche il governo faccia un esame di coscienza. Leggevo prima, Medao, adesso vediamo se lo riesco a ritrovare, un po' il curriculum di chi dell'aggressore. Il risultato che ha precedenti per rapina aggravata, furto, lesioni personali, stupefacenti e sequestro di persone. Fu condannato per reati di droga e contro il patrimonio. Dal 2013 al 2020 era stato anche in carcere a Napoli e ad Ariano Irpino. Quindi non si capisce perché poi sia stato liberato, con tutta una sequenza di fatti a suo carico, immagino accertati, perché se è stato rinchiuso vuol dire che ci sono state delle sentenze che lo hanno condannato, però poi questo personaggio è stato libero di lanciare pietre sulla strada sottostante, colpendo una 55enne che è rimasta ferita, per fortuna in modo non grave, lanciando sassi contro i treni e minacciare i pochi passeggeri presenti alla stazione di Lambrate. Quindi insomma questa persona, che evidentemente avrebbe, o forse anche problemi mentali, non lo so, ma avrebbe dovuto stare in carcere o comunque in un luogo sicuro e non andare in giro a lanciare sassi contro i treni, adesso ha quasi ucciso un poliziotto di 35 anni che lotta tra la vita e la morte. Io voglio ben capire un domani, se speriamo di no questo poliziotto non dovesse farcela, a chi risponderà alle lamentele della famiglia e dei genitori, perché questo qui non doveva essere lì. Mamma mia, questo è un disastro, davvero una situazione tristissima. Io penso che forse dovrà rispondere e magari mettersi una mano sulla coscienza chi ha fatto sì che questo signore girasse per strada, no? Ovviamente non è la politica, in questo caso non c'entra, sono le leggi che magari sono troppo morbide in relazione a quelle che sono queste persone. Teniamo presente che però la polizia, di cui gode della mia massima stima, anche loro hanno le mani davvero legate, no? Qualsiasi cosa, anche se tu prendi questo qua, lo ammanetti in un modo diverso,
già no, abbiamo 1000 problemi, 1000 polemiche sulla TV, poliziotto, azioni disciplinari, quindi in realtà è davvero un problema. Effettivamente la signora ha perfettamente ragione, bisognerebbe cambiare alla base, no? Perché che tu abbia 16 anni o 17 o 15 non ne hai 4 o 2 o 10, quindi queste persone devono secondo me essere punite, ma accade anche qua a Trieste. Non so se lei si ricorda, Bernardo, adesso le do delle si ricorda Bernardo, cos'era questo inverno alla Luna Park lì di San Martino, che c'erano quei delinquenti che poi li ho inseguiti fino giù, che sono saliti sulla 42, poi mi sono rivolto alla polizia e ognuno di quelli lì aveva già un bel fascicoletto, è il gruppetto di Valmaura. Ovviamente io questi ragazzi li punirei severamente, no? Però purtroppo noi dobbiamo seguire, insomma, la legge è quello che è, e bisogna per forza seguire, ma questo provoca davvero tanta rabbia e tanto malumore anche da parte mia, insomma, perché vedere che questo ragazzo con un curriculum di questo tipo girava per città penso che sia un brutto messaggio, ma bruttissimo. Un brutto messaggio, perché si può pensare che quindi chiunque incontri per strada potenzialmente ha un coltello e è pronto anche a sperartelo addosso. È davvero italiano, straniero, indifferente. Indifferente, però effettivamente se uno è così deve stare dentro, insomma, no, non uscire, anzi uno con un curriculum del genere. Poi se è straniero, senza voler, secondo me, no, quando sei a casa degli altri ti devi comportare doppiamente bene, quindi no, ed è provevole sempre, tutti vanno puniti, però sei qua, sei accettato qua, insomma penso che sia ancora un demerito in più, così, ma è una mia opinione personale, è ovvio che poi la legge punisce tutti, o dovrebbe punire tutti in modo indistinto, insomma. Le leggo alcune mail, poi andiamo alla prossima telefonata. Una settimana fa avevo scritto che tutti i parcheggi del Burlo diventeranno a pagamento. Ne sapete qualcosa di più a distanza di una settimana? Perché i lavori sono conclusi, le colonnine sono coperte da sacchi neri e all'entrata del Burlo la macchinetta del pagamento è pronta. Questioni di giorni, penso, ci scrive una telespettatrice da casa. C'è questa ipotesi secondo quanto lei ha potuto Io raccogliere? ho sentito qualcosa ma non ho approfondito il discorso, lo farò senz'altro. Bisogna chiedere ad Asugi. Altra mail dice: sono scandalizzato, qualcuno critica gli operai Wärtsilä perché sono troppo pagati e hanno avuto 2 anni di cassa integrazione, allora dei guadagni multimilionari dai manager o peggio ancora dei vari sportivi che guadagnano cifre astronomiche senza produrre nulla. Bisogna lottare per alzare gli stipendi da fame e sicuramente non abbassare i diritti sacrosanti dei dipendenti Wärtsilä. Scrive Roberto un po' sulla linea di quanto diceva lei sì. poco fa. Buongiorno, sono contenta che il signor Medao sia sempre allegro, il problema è che visto il partito che rappresenta non c'è tanto da stare allegri. Il mio pensiero, che ho il coraggio di esporre, votare la signora Meloni, una persona che ha ingannato gli italiani con false promesse, non ci sono giustificazioni da dare. Chi è intelligente ha capito, vedremo quanti ancora avranno fiducia, e questo vale per tanti altri partiti, siete tutti uguali, scrive una telespettatrice. Come risponde? Beh, in realtà questa è una polemica sterile perché poi non è andata nello specifico, insomma, no? Io penso che il governo Meloni stia facendo molto bene e lo si vede anche in giro per le varie elezioni regionali e comunali, sono state in giro per l'Italia, siamo cresciuti tanto, quindi questo vuol dire che effettivamente la maggior parte delle persone riconosce il buon lavoro che sta facendo la Giorgia Meloni, insomma, no? Poi ovvio, giustamente ha delle opinioni totalmente diverse, quindi insomma è giusto che sia così, però io penso che stiamo facendo davvero bene, insomma, è ovvio con delle limitazioni per quel che riguarda il discorso degli stranieri, si poteva fare di più, siamo totalmente soddisfatti? No. Forse si poteva fare di più, ma noi stiamo facendo esattamente quello che si può fare. E teniamo presente che il governo Meloni è andato in giro e continua ad andare, la Giorgia Meloni, in giro per tutti i paesi del Nord Africa, tutti i paesi, per trovare degli accordi affinché si riduca questa sciagurata situazione. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Legato Tegnologico. Oggi un parterre fantastico, buongiorno, prego. Signori, buongiorno. Cristini e Ciolani. Prego. Purtroppo, dottor Golotta, ieri lei e il signor Carlo Grilli mi avete deluso. Guardi, deludo sempre tutti io, Franco, mi dispiace. Alle mie domande avete risposto e tiriamo avanti. Me le ricordo, me le ripete? Per forza di cose, e non riuscite a fare un bel niente
praticamente non riuscite e i problemi si accumulano, vengono sempre più grossi. Sì. Bisogna chiudere le frontiere, bisogna chiudere e rimandarli a casa, bisogna. E la Meloni aveva promesso, e io gli ho dato il voto come i miei amici, ma adesso il voto che gli ho dato ritorna alla Lega, praticamente. Volevo che lei facesse qualcosa, la Meloni. E il suo ospite qui la sostiene. Ma è andata in giro dappertutto a calarsi i pantaloni. Ha dato soldi di qua, soldi di là per fare 2 stabilimenti là per trattenere gli emigranti. Gli emigranti vengono su con la barca, poi noi li dobbiamo portare giù per vedere cosa fanno, studiarli e poi riportarli su. Praticamente una transumanza. Ma vi rendete conto che è una transumanza? Su e giù, su e giù. E poi chi si fa pecora? Ha ragione gli extracomunitari, ha ragione i ragazzi, ha ragione. Chi si fa pecora, il lupo se la mangia. Va bene. Speriamo che se la mangi anche la Meloni e anche tutte le forze dell'ordine, perché non le forze dell'ordine, i dirigenti delle forze dell'ordine, perché quei poveri disgraziati che vanno lì per 1.000 euro al mese sono veramente disgraziati e non lo so perché non si ribellano. Non si ribellano perché? Grazie, mandi. Buongiorno, grazie. Beh, insomma, il signore ha detto tante cose, così non ha tirato neanche fuori un'idea. In realtà ha sparato a zero su tutti, anche sulla polizia, e ciò mi dispiace tanto, o sui dirigenti della polizia, insomma. Quindi in realtà, ma secondo il signore cosa si dovrebbe fare? Fare un muro sui confini? Cioè, secondo lui pensa che in realtà noi siamo tutti felici che le persone... Cioè, se no. Allora, teniamo presente che quando sono stati respinti, mi sembra 1 o 2 immigrati, quello lì poi ha fatto causa e ha vinto. 20.000 euro. Allora, ragazzi, noi dobbiamo rispettare quel che è la Costituzione e le leggi. Poi è ovvio che tutti noi all'interno del nostro cuore, no, vorrebbe un sacco di cose, però dobbiamo rispettare le leggi, non si può fare dei muri o sparare alla gente, perché non si può. Ricordiamo che anche Salvini, quando ha respinto la nave, quella con l'olandese, ha avuto processi, cioè ragazzi, ma siamo matti? Poi è ovvio che chi sta al di fuori pensa di poter far sempre meglio, no? Ma non è così, insomma, quindi vanno benissimo le critiche costruttive, io le adoro perché danno la possibilità di crescere, ma le critiche così, sparate a zero, senza neanche un po' di cognizione di causa, sono sincero, infastidisce anche me. Golotta, io volevo solo dire una cosetta, perché poi magari chiama il signore e mi dice che non diamo risposte alle domande dei telespettatori. Mi era stato chiesto una cosa un po' più terra qua di Trieste, sì, che c'è un albero dietro al comune, dove stanno scavando lì il parcheggio, che è pieno, è coperto da edera. E mi ha telefonato questo signore ancora la settimana scorsa, mi ha mandato un messaggio, perché in effetti l'edera soffoca quel che è quell'albero, tra l'altro un albero centenario. Io volevo solo avvisare il signore che mi sono occupato, che ho parlato col dirigente del Verde e che oggi magari lo richiamerò affinché si riesca a pulire l'edera di quell'albero. È una cosa molto terra rispetto all'argomento che stavamo trattando, però penso che sia corretto dare le risposte ai nostri telespettatori. Altra telefonata, prego. Grazie, buongiorno Sergio. Grazie Sì. Medao per quanto riguarda l'albero che nessuno si è occupato dopo milioni di... perché poi questi consiglieri che vengono a Sveglia Trieste si prendono, diremo, la segnalazione, ma poi non fanno niente, perché io ho fatto segnalazioni a quintali, a tonnellate e forse ne hanno risolte 2 o 3. Questo è il discorso. In ogni caso grazie, perché quell'albero sono già dai tempi di tipo Cecco, che era dirigente dell'ufficio delle strade, aveva fatto pulire nel 93 quell'albero dalle edere, e quell'albero è centenario. In ogni caso è diremo una buona segnalazione che finalmente lei ha fatto. Però neanche se ci mettiamo d'accordo, Ecco, volevo dirle, io ho fatto tante di quelle segnalazioni, ma tante per quanto riguarda la statua di Ferdinando Massimiliano, per quanto riguarda
i ruderi del Parco San Giusto che sono lì da quando diremo sotto il fascismo hanno rifatto quella zona e l'hanno rifatta nuova, e sono sempre là e non si sa che fine faranno davanti un Parco San Giusto che è praticamente è visitato da turisti che ogni anno vengono, e se vengono ogni anno vengono sempre quelle macerie che sono messe lì e sono tenute in sicurezza da quelle strutture, e però là non si fa anche niente, no? E tutta la città è un po' abbandonata, diremo, fontane che non funzionano, piazza Sant'Antonio che sarebbe da rifare, e poi la Scala dei Giganti, le fontane tutte rotte. Ecco, è un disastro il discorso. Poi per quanto riguarda il discorso di Piazza Perugino, non riesco a capire perché il prefetto non fa chiudere il bar, che è causa di tutti quegli incidenti, alle ore 11, ma che è così poco da fare, così poco da pensare. E lì il bar è aperto fino alle 2 di notte, e di conseguenza tutta la malavita viene lì a bere, che poi sono tutti stranieri la maggior parte, e fanno quel casino, mi scusi la parola, e tutte le notti. Ma perché il prefetto non fa niente? Trieste non è New York, non è New York Trieste. In 448 da piazza Sette Fontane passiamo giù a piazza Goldoni, una cosa all'altra, vicino la polizia è vicina e dovrebbe agire di conseguenza. Chiudiamo quel bar, facciamo chiudere quel bar alle ore 11 e mettiamo quelle guardie che io vedo ogni volta passando su per Netti, le mettiamo ai punti dove passa e veramente passano lì, San Dorigo della Valle. Perché non mettono nessuno a San Dorigo della Valle? Questo mi dà fastidio. Grazie e buongiorno. Grazie a lei. Grazie. Sergio. Vuole rispondere? Poi dobbiamo andare in pubblicità. Per San Dorigo della Valle, no, gli extracomunitari che arrivano, io voglio dire che c'è stato un calo del 60%. Infatti non si vede più tantissima gente, c'è ancora, ma è il 60%, e questo non è cosa da poco. Per quello che riguarda il signore, neanche se ci mettiamo d'accordo, perché era proprio lui che mi parlava dell'albero, insomma, quindi in realtà neanche se ci mettiamo d'accordo, chiamo a quell'ora, quindi è andata il pubblico è andata bene, l'ho detto proprio prima. E poi effettivamente chiudere il bar, ci sono già delle direttive, delle delibere approvate sugli schiamazzi notturni, però effettivamente anche per chiudere il bar, cosa, attenzione, che mi trovo pienamente d'accordo, perché se un luogo fa cumulo di persone che poi delinquono, è ovvio che bisogna andare a lavorarci, però in effetti se il questore non ha ritenuto di chiudere il bar, un motivo ci sarà, motivo che ora ignoro, insomma, no? Però effettivamente tutti questi bar che si raggruppano, questi extracomunitari fino a notte tarda a bere, fare schiamazzi notturni, io penso che sarebbe opportuno chiuderli, insomma, però se non l'ha chiuso evidentemente ci sarà un motivo. Abbiamo ancora tante mail, ma dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo, ci vediamo tra poco. Bene, riprendiamo la nostra diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Marcello Medau, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Leggiamo un po' di mail, andiamo a vedere cosa ci scrivono. Questo no, perché dico, io ho ricevuto un MMS, non so di che cosa si tratti. Non si offende il gentile ospite o si cambiano radicalmente le leggi, anche in barba a norme internazionali che non ci consentono di tutelare i nostri interessi. Non a caso paesi come la Grecia, la Spagna e la Polonia hanno un approccio ben più incisivo. Migranti clandestini ce ne sono pochi e nessuna protesta, scrive Maria Grazia. È come dire, è una necessità quindi quella di dover cambiare delle regole, però mi viene da pensare a livello europeo a questo punto, al netto di chi eventualmente le declina a modo suo, ovvio, anche contrarie. Quindi questo qua è proprio per quello che dicevo prima, anche queste elezioni europee, appunto, proprio in questo momento storico diventano ancora più importanti, insomma.
Altra mail, poi arrivo alla telefonata. Ringrazio il centrodestra ed oggi approfitto con il vostro ospite perché, a differenza degli estremisti di sinistra che ogni giorno fanno cortei contro fantasmi del fascismo, la destra ed il centrodestra nazionale non ha mai fatto cortei contro il comunismo, seppur ricordo che il 22 settembre del 19 il Parlamento europeo ha equiparato legalmente il comunismo al nazismo, peggio che fascismo. Ricordi che far cortei e manifestazioni anche violente creano solo divisione del popolo e non lo uniscono per il bene comune. Grazie alla destra che ogni giorno dimostra di essere pacata e democratica, a differenza dell'opposizione. Complimenti a Medao come capogruppo di Fratelli d'Italia. Anche questo non era un telespettatore che ha... No, no, sto scherzando. Ringrazio, ovviamente fa piacere questa mail, ed è proprio così. Noi adesso quando c'è su un governo di centrodestra vediamo tante più manifestazioni di questo tipo, violente, centri sociali che si ribellano poi a che fanno delle manifestazioni così giusto per attirare l'attenzione, siccome poi le argomentazioni sono poche e quindi si vedono ogni giorno perdere un po' di terreno, quindi si mettono a fare queste manifestazioni. Attenzione, io sono favorevole alle manifestazioni perché siano fatte con i criteri, con i crismi giusti e con le autorizzazioni. Queste cose che fanno tutti questi ragazzi, che poi li vediamo per quel che riguarda la città, li conosciamo un po' perché li vediamo, sono sempre gli stessi, no? Sono 4 gatti sparuti che poi vanno a delinquere, perché andare contro la polizia è proprio delinquere. In giro per l'Italia, insomma, immagino siano sempre gli stessi che vanno in giro a fare dei danni, giustamente così per creare un po' di confusione. Come dice il Signore, crea ancora più di divisione, insomma, che a nessuno piace, ma neanche tanti loro di sinistra moderati non piacciono queste cose. Ad esempio, mi ricordo l'altra volta che c'era il 25 aprile che quel gruppo di persone addirittura bestemmiavano, neanche il centro-sinistra moderato non piaceva queste cose. Mi ricordo, certo. Avevo un consigliere qui dell'opposizione che anche lui è rimasto indignato, quindi insomma sono quel gruppetto di persone di sinistra estrema che poi vanno in giro con la bandiera a stelle, creando ancora più uno sfregio in più a quello che è la cittadinanza triestina. Insomma, dispiace, però loro sono fatti così e continueranno così. Altra telefonata, sentiamo chi è in linea. Buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Sono Daniela. Mi sente? Sì. Sì, sentiamo. Allora, io volevo, visto che ho ascoltato quello che ha detto il signor Medao, e lui ripete, come tutti quelli ospiti che vengono da lei di Fratelli d'Italia, che la Meloni sta facendo bene, ha dichiarato lui questo, che va tutto bene, che la Meloni sta lavorando bene. Allora io chiedo al suo ospite, visto che ha fatto questa dichiarazione e che ci ha invitato anche ad andare a votare perché le europee sono importanti, chiedo, la Meloni per gli italiani, io non parlo adesso di stranieri perché è uno schifo, perché io penso che se quello che succede nella nostra città con i poliziotti che non possono toccarli, cose del genere, succede in un altro paese tipo la Germania o altri posti, quelle persone fossero già mandate a casa loro oppure arrestate se fanno qualcosa che non va. Mentre qua io vedo dei video allucinanti dove la polizia non può toccarti e l'extracomunitario, chiamiamolo così, lo minaccia col coltello. È una cosa assurda. Parentesi a parte, la Meloni, secondo me, e io mi prendo la responsabilità di quello che dico, l'unica cosa che ha mantenuto è togliere il reddito di cittadinanza. Non dico questo perché lo trovavo giusto, perché era stato gestito male, lo prendeva gente che non c'entrava e magari loro non hanno colpa, l'Inps doveva essere più attento in tutto questo. Però tutti i soldi che dà per le guerre, le pensioni minime che fanno schifo, e io parlo proprio perché il mio ex marito purtroppo è morto molto giovane e quindi io prendo la minima non avendo figli, con 600 euro, le dico la verità, non vado né avanti né indietro, perché non si può andare avanti così. Gli stipendi, i salari, no? Delle persone, si sa, ci sono statistiche, ci sono studi che in Italia non vengono aumentate da chissà quanti anni. Allora, visto che lui ha dichiarato che sta lavorando bene, io faccio una domanda precisa. Per gli italiani, vediamo i prezzi della benzina, aveva detto che toglieva le accise? Non è possibile. Gli aumenti nei supermercati, e le dirò una cosa in più, che volevo anche far denuncia. Quando c'era quel periodo dove diceva che i cartellini c'erano i prezzi con
le offerte su certi prodotti. Sa cosa ho fatto io? Sono andato al supermercato, ho guardato il cartellino col prezzo scontato, ho alzato il cartellino e il prezzo era uguale. Ma scusi, mi sembra una presa per i fondelli, adesso non so a chi dar la colpa a questo, ma ci sono gli aumenti alimentari, gli aumenti della benzina, stranamente qualsiasi cosa succede, visto che non ci sono soldi, perché io lo sapevo già prima delle votazioni come era messa l'Italia, giusto? Non ci sono soldi, dove vanno sempre a prendere? Dalle pensioni, aumentano i prezzi. Allora io chiedo, in base a questo, visto che ha dichiarato che fa bene, per gli italiani cosa sta facendo o cosa ha fatto, visto che più di un anno che è lei, per gli italiani cosa ha fatto? Se gentilmente, senza giri di parole strani, mi risponde, oppure cosa ha intenzione di fare, perché noi qua stiamo andando a finire alla fame, e poi si lamentano, e ho sentito anche dire, che spero che non sia vero, che i pensionati che magari sono più anziani e vogliono espatriare, andare a vivere in un posto dove c'è meno tassazione, lei ha detto che la pensione bisogna spendere in Italia. Ma la pensione quale? Di 600 euro? Dove non si arriva a fine mese? Io, se morirà mia mamma, che purtroppo è anziana, dove andrò? A chiedere la carità? Questo sta facendo la Meloni per noi? Vi ringrazio, mi scusi se sono un po' alterata, ma dopo certi discorsi mi sembra anche giusto una replica del suo ospite. Grazie, certo. Buongiorno. Medao, prego. Togliere il reddito di cittadinanza non è cosa da poco. La Meloni ha fatto tantissimi provvedimenti per le famiglie, per le persone che hanno difficoltà. Non si può pensare che i 600 euro della signora, che è sicuramente poco, sia colpa della Meloni, no? Perché non è che si può pensare una cosa del genere. Quindi se la signora magari mi può anche telefonare, insomma, no? Ci possiamo anche incontrare, io le mostro tutti i provvedimenti che finora ha fatto. La Meloni ne ha fatti davvero tanti. Tante agevolazioni, tantissima roba, tanti milioni di euro per quel che sono, sono le categorie più in difficoltà, insomma, no? Quindi se la signora mi può contattare su tutti i social, ci incontriamo signore, le mostro tutte, mi farebbe piacere incontrarle, insomma, no? Diciamo che questo governo, se continua, ripeto, se continua ad avere delle soddisfazioni nelle varie elezioni in giro per l'Italia, io penso che più di qualcuno riconosce il merito del governo. È ovvio, non si può fare tutto, un anno è davvero poco per riuscire a cambiare radicalmente quel che è. Però se lei osserva, l'altro giorno parlavo con la nostra deputata qui a Trieste e si parlava proprio della Meloni, guarda che con la signora si fa una vitaccia. Oggi è qua, domani è in Egitto, dopodomani è in Turchia, dopodomani, per cercare di tessere e di far rete con quel che sono gli altri paesi per migliorare poi quelle che sono le condizioni del nostro paese. Teniamo presente che l'Italia oggi è considerata anche in Europa, grazie anche alla forza, alla caparbietà e alla capacità della Giorgia Meloni, insomma, no? Leggo altre mail, ho letto dell'iniziativa dei residenti di zona Piazza Perugino, non è male come deterrente, cioè quello di lanciare le uova. Inoltre se si colpisce il bersaglio, quello lì è facilmente rintracciabile dalla polizia in arrivo. Secondo me munirsi anche di un qualche tipo di innocuo ma rumoroso petardo da lanciare dalla finestra appena si formano gruppetti sospetti sotto casa potrebbe aiutare. Lo si fa a Capodanno, perché no, in questi frangenti? Scrive Renata. Una specie di paintball. Sì, ci mancava solo no, e se viene colpito uno che magari passava per di là e la polizia lo becca? I se e i ma si sprecano, infatti, in questi casi. È chiaro che non si dovrebbe arrivare a tanto in una società civile. Battute a parte, quando sento queste soluzioni, queste idee, ovviamente vuol dire che la cittadinanza è un po' esasperata. Sì. E quindi battute a parte, insomma, la signora capisco benissimo, ovviamente per quello che mi riguarda, già oggi stesso cercherò di parlare anche con il nostro assessore in modo da intensificare quel che è il pattugliamento in zona, anche se so è già stato fatto. Andiamo a sentire un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Un saluto a lei, alla redazione, gentili ospiti e tutti i telespettatori di Tele4. Prego. Avevo da porre due domande, gentile ospite. Allora, gentile ospite, ha tanto decantato il nostro governo che la Meloni è tanto indaffarata, che sta stanziando soldi a destra e manca per aiutare la gente, eccetera, eccetera. Allora, se la Meloni è tanto impegnata e non le va bene di quella vita che sta facendo, che si dimetta, perché non credo che troverà un altro posto a 30.000 euro al mese che gli offra questa opportunità. Secondo, non è che l'ha ordinato il medico,
e comunque se lei ha scelto così dovrà ben sapere di quello che sta facendo. Di conseguenza non vedo perché dovrei aver pietà di lei, visto che viene lautemente pagata. Secondo motivo, il signor Medao qua dice che sì, ha stanziato soldi per aiutare l'attività. Allora lei mi spieghi, Medao, per qual motivo tutti quei soldi che vengono spesi, anziché aumentare, cioè far diminuire diciamo, il grado di povertà della popolazione, che siamo oltre 4 milioni, giusto che ci capiamo, anziché diminuire aumentano. Io spendo per combattere la povertà e anziché diminuire aumenta. Questo me lo deve spiegare perché non riesco proprio a capirla. Terzo, mi voglio rifare diciamo, alla telefonata del telespettatore prima, in cui diceva che il bar aveva un po' criminalizzato il bar inerente diciamo, alle persone che sono di fronte. Allora, cerchiamo di capirci, quella zona lì è formata per la maggior parte delle persone per bene che si fanno un mazzo dalla mattina alla sera per tirare la pagnotta a fine mese, visto che il governo come economia non aiuta. Se c'è del disagio, il disagio è sotto controllo da parte delle forze dell'ordine e questo si vede ed è molto contenuto perché qua a Trieste facciamo in termini di delinquenza, stiamo facendo un po' i pianistelli. Nella realtà dei fatti qua a Trieste in termini di delinquenza non ne capiscono assolutamente niente, che provino ad andare su Castel Volturno ad esempio, che provano ad andare in certe città dell'estero, eccetera. Allora lì vedranno cosa vuol dire delinquenza. Ma per 4 gatti scalmanati che giocano un po' a fare diciamo i spacciatori di droga, a criminalizzare i commercianti della zona, in particolar modo quel bar che il signor diceva prima, solo perché magari questi qua come clienti parlo, vanno a bersi il caffè, a me sinceramente sembra una cosa terribilmente. Bersi il caffè alle 11 di sera non credo. Come? No, mi scusi. Cosa ha detto? Non credo che vanno a bersi il caffè alle 11 di sera, ma magari è una mia opinione personale. Che vadano a bersi pure un aperitivo, ma vanno dentro in un bar dove pagano la consumazione e diciamo l'avventore gli dà lo scontrino. Non so se mi spiego, perché quel bar in Viale D'Annunzio che è stato chiuso è stato attenzionato dalla polizia, perché vuol dire che abbiamo un sistema di controllo efficiente e quando si sono accorti che ha superato quel limite lo ha chiuso. Ma dire che lì vanno diciamo in quel bar lì che continua a delinquere in quel bar lì, mi perdoni, questo qua la trovo una cosa veramente da purga proprio. Grazie e buongiorno. Prego. Allora, il signore forse si è confuso. Io non ho detto che la Meloni si è lamentata, io ho detto che era una mia opinione personale, che la vedo girare tanto e a me piace avere un Presidente del Consiglio che va in giro per il mondo a cercare di fare rete con gli altri paesi per migliorare quel che è appunto anche la situazione di questi arrivi di questi immigrati. Mi sembra di capire che il signore insomma sia un po' confuso, oppure mi sono sicuramente espresso male io prima, quindi non è che la Meloni si è mai lamentata. Io ho espresso una mia personale opinione, mi sembra di essere stato chiaro. Per quel che riguarda il discorso del bar del signore, che in relazione a quello della chiusura alle 11 di sera, come ho detto, io non penso che alle 11 di sera quelle persone vanno a bere il caffè, non penso che si bevono neanche l'aperitivino, ma penso che in effetti se c'è un posto dove c'è tanta confusione, dove le persone vanno a bere ed escono ubriache e fanno quello che fanno, io penso che in un certo qual modo bisogna trovare una soluzione. Come ho detto prima, se il questore non ha chiuso, evidentemente un motivo ci sarà. Quindi, ma penso che se in quel posto escono ubriachi, anche se pagano la consumazione, dopo le 11 di sera, penso che magari un provvedimento, qualora si potesse fare, è giusto farlo. Insomma, no? Poi mi sembra di capire che il signore non dia fastidio quelle schiamazzi e quel casino che c'è, insomma, quindi mi dispiace per lui. Mi sembra di capire che a lui gli vada bene, quindi insomma che vada anche lui a farsi i giretti in piazza Perugina la sera e a prendere il caffè alle 11 di sera nel bar. Una mail, buongiorno a tutti voi, sono Giuliano, chiedo gentilmente al vostro ospite se sa dirmi come mai all'ex Pavan di via Frosini i lavori sono fermi già da una ventina di giorni, mentre i muri sono stati abbattuti in fretta e furia. Beh, i muri sono stati abbattuti in fretta e in furia per un semplice motivo, come abbiamo già detto più volte, lì è un'opera da 4.123.000 euro, una palestra in quella zona, e è stata battuta perché bisognava fare del carottaggio e la macchina non passava per quel muro là, quindi
fare carotaggio per capire un po' che tipo di terreno, che tipo di struttura costruire, quindi stanno studiando per poi agire, insomma, no? Però è un lavoro che secondo me va un po' a impreziosire quel che è... Vuole un po' d'acqua? Il signore di prima mi ha un po' innervosito. No, dai. Adesso magari durante la telefonata, se possibile, recuperiamo un bicchiere d'acqua. Grazie. Tanto andiamo a sentire chi è in linea. Buongiorno. Buongiorno. Sono la signora Graziella. Prego. Degli anni che ho telefonato. Voglio sapere una cosa. Questi giorni, anche l'altra settimana, sono andata per il bar, poi mangiamo una pizzetta, o un toast, o un panino, ecco. Con l'assegno di inclusione non è possibile di fare mangiare, ecco, in poche parole, per il bar. Sono andata all'autobar e l'hanno rifiutata la tessera. Meno male che avevo soldi con me, ecco, perché se no dovevo lasciare qualche cosa, una carta d'identità. Volevo sapere, siccome sul decreto legge non era scritto questa cosa, come mai i bar non li accettano? Volevo solo salvare questa domanda degli ospiti, se serviva per qualche cosa. Perché se è il problema di Trieste sarà il problema di tutta l'Italia. Ok. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Forse è una questione di convenzione. Sì, penso anch'io, magari qualcuno fa la convenzione e qualcuno no, quindi bisognerebbe forse capire quali aderiscono a questa convenzione, ma sto ipotizzando, insomma, sono sincero signora, mi informerò senz'altro, ma ora mi coglie impreparato sulla materia. Allora, questo è l'articolo che abbiamo visto poco fa e che è riferito a Grazie. Piazza Perugino e che abbiamo anche in qualche modo notato come abbia avuto un seguito di commenti, di mail, abbiamo ricevuto molte telefonate, mail anche sul tema sicurezza su questa zona della città. Dunque, altra mail a tutti, buongiorno a tutti, il vostro ospite dovrebbe avere la cortesia di rispondere in modo dettagliato e non vago alle domande che gli sono poste. Altra mail, ho visto che il signor Medao ha detto che sono stati presi tanti provvedimenti per gli italiani ma non ne ha elencato nessuno, mi piacerebbe sentirne almeno 3. Altra mail, ringrazio il signor Medao e i rappresentanti della maggioranza comunale per l'empatia dimostrata nei confronti dei cittadini residenti nel percorso che dovrebbe essere interessato dal progetto della Cabinovia. Deve essere attento. Ricordo che alcuni li avevano votati e oggi sono decisamente delusi dalla loro presa di posizione, dalla loro assenza sul territorio. Facile dire dopo che sono strumentalizzati dall'opposizione. Cabinovia, quindi in questo caso prima ancora risposte eccetera. Come mai nella città governate dalla sinistra il problema sicurezza è colpa del sindaco? Milano, Roma, Udine, l'opposizione di centrodestra reclama più ordine a Trieste, di chi è la colpa visto che il comune, regione e governo sono di centrodestra? Ancora, chiedo se una persona con 600 euro di reversibilità e non sono molti soldi, vuol dire che non ha lavorato per avere una sua pensione, per questo non capisco le lamentele che sono poste. Altra mail, voglio dire che sono un colombiano che è venuto quasi 3 anni fa in questa spettacolare città e sento che questa città è mia perché la amo, sono qui con mia moglie e mio figlio di 17 anni, siamo totalmente adattati alla cultura. Mi vergogno di sentire queste persone che vengono da altre parti a disturbare e a voler imporre le loro culture fallite a questo bellissimo paese. Da parte mia ho intenzione di aiutare e migliorare sempre la città di Trieste, siamo più grandi ogni giorno. Amo Trieste, scrive questo telespettatore. Altra, perché nessuno parla dell'aumento delle pensioni, delle paghe fatte con la diminuzione delle classi IRPEF, scrive Sergio. E mi chiamo Alex, è la persona colombiana che poco fa ha integrato anche con il suo nome. Raccogliamo un'unica risposta, poi sentiamo la telefonata. Sì, erano talmente tante che mi sono rimasto alle prime. Allora, riassumiamo Medao, Cabinovia a parte, che era diciamo solo una mail su quello, tanto delle richieste che leggo questa mattina sono mancate risposte dal governo sulle pensioni, sui salari, sulle bonus, sulle agevolazioni per le famiglie, sulla lotta all'immigrazione. Sembra dall'inizio della legislatura ad oggi sia stato fatto poco di quello che idealmente un partito come Fratelli d'Italia aveva, diciamo, come premessa avanzato secondo le sue linee di principio. Guarda, è ovvio che uno si aspetta sempre di più e anche la Meloni ha detto che avrebbe voluto fare di più e questo è un dato di fatto. Parliamo della nostra città, oggi come oggi, anche se si ha una percezione diversa, gli arrivi sono calati in modo esponenziale e questo è un dato di fatto, lo vediamo ogni mattina giù per San Dorligo che non ce ne sono tanti.
50 di quelli immigrati sono stati trasferiti al di fuori di quelli che c'erano su a Santa Croce, quindi si fa davvero quello che si può, cioè non è una cosa dove che uno risolve il giorno dopo. I vari viaggi che ho citato prima della Meloni è proprio il senso è proprio questo, cercare di trovare degli accordi con i paesi circostanti in modo da poter far sì che queste persone arrivino in quantità inferiore, insomma. Quindi la risposta non possono essere, è appena un anno e qualcosina che governa, insomma, non si può pretendere di avere tante risposte nell'immediato, anche se sul nostro territorio, e ripeto, e qua lo vediamo, gli arrivi sono diminuiti in modo importante, insomma. Ho telefonata, buongiorno. Bernardo, buongiorno e buongiorno al tuo ospite. Buondì. Prego. Allora, adesso non c'è tempo, però vorrei sul giorno che il suo ospite, forse lui sa più di me, che spieghi alla gente cosa vuol dire il piano Mattei, che c'è questo piano famoso che la Meloni vuole fare, non ho ben capito come funziona, però c'è questo piano Mattei famoso. Poi la Meloni va in giro in Tunisia, in Egitto, dei paesi dove parti questi immigrati, però l'unico modo per fare in modo che gli immigrati non partino è dare i soldi a quei paesi che faccio più controlli. Solo così te puoi pensare che quei paesi puoi collaborare per cercare di bloccare i clandestini che parti. Dare soldi, rimpolpare questi governi e dare sempre soldi. E mi penso, l'Italia vuole aumentare la spesa militare, vuole dare soldi a questi paesi per bloccare gli immigrati. E poi noi italiani che siamo qua in Italia dovremmo lavorare con un salario minimo, con una paga che non basta per poter vivere con tutti gli aumenti che c'è in questi anni. Allora mi domando, cosa vuole fare la Meloni per cercare di adeguare le paghe al costo della vita? Anche perché quando c'è venuto Mattarella, Presidente della Repubblica, gli è stato chiesto, la vuole adeguare la paga al costo della vita al Presidente della Repubblica, e noi poveri qua cittadini dobbiamo aspettare che ne arrivi la carta bonus sospesa una volta all'anno, che sarebbe €1,26 al giorno. Se te fai il calcolo, 460 euro o 3,80 più 70 che è il bonus benzina, è 4,60. E cosa noi viviamo con €1,26 al giorno? E questo è quel che dobbiamo aspettarci noi dalla Meloni, che aiuti le persone che lavora, mi lavoro. Quindi dammi una risposta. Grazie. Vai, arrivederci. Prego, Medao. Sul piano Mattei abbiamo un minuto, non ce la facciamo, magari la prossima volta ne parliamo. Teniamo presente che l'inflazione, che non è sicuramente colpa unicamente del governo italiano, ha galoppato tantissimo e adesso continua, tra l'altro mi sembra si attesta attorno al 6-7%, una cosa del genere, oggi come oggi, e questo è la causa dell'aumento dei prezzi. E questo non è imputabile al governo nazionale, ma è un discorso molto più ampio, insomma. Quindi è ovvio che il governo fa tutto quello che può, ma è un discorso di economia globale che nessuno di noi può cercare di contrastare in un modo immediato, insomma, no? Poi io capisco il discorso del signore della carta famiglia, no, com'è che l'ha detto? La carta famiglia, sì, la carta famiglia, che sono pochi soldi, ma di base il governo Meloni, ma questo lo penso, sono convinto anch'io, noi siamo assolutamente contrari all'assistenzialismo. Quindi il signore lavora, è giusto però che prenda uno stipendio più alto, e questo, guarda, forse il signore non lo sa, ma io mi batto sempre per il diritto dei lavoratori di stipendi più alti, e anche forse il signore non sa la battaglia che ho fatto quella volta per i museali di Trieste, perché dietro le quinte io ho combattuto come un leone affinché si cercasse di dare una mano ai museali. Quindi i lavoratori, proprio perché sono anch'io un lavoratore, appartengo anch'io alla categoria dei lavoratori, un po' come tutti noi, io penso che bisogna dare dignità allo stipendio del lavoratore, e non sicuramente attraverso bonus di qua, bonus di là, anche se il governo Meloni
ha fatto effettivamente, ha stanziato tantissimi milioni per le categorie più deboli, e magari la prossima volta vengo con una lista e cerchiamo di specificare. Le leggo un po' giusto questa mail, ma dopo dobbiamo Sì. chiudere. Parlo per me e altri come me, sono in pensione da circa 18 anni e ringrazio il governo odierno che dopo tutti questi anni mi ha dato circa 200 euro in più al mese, prima con i governi di sinistra invece nulla, scrive Luciano. Io la leggo, visto che abbiamo letto tutte. Abbiamo letto era giusto segnalare tutte contrario. anche questa. Capisci? Quindi in realtà per parlarla, per criticarla bisogna avere un po' più cognizione di causa, però per quel che riguarda il discorso del bonus e dei vari provvedimenti che ha fatto il governo Meloni, verrò con una lista specifica almeno di 10 punti. Va bene, Melao, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata, è sempre un piacere venire qui. Dobbiamo andare in pubblicità, ci vediamo tra poco in compagnia di Maurizio Fogar, consigliere comunale della lista civica Muggia. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia di Maurizio Fogar, consigliere comunale della lista civica Muggia. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a chi ci sta seguendo. Dunque, abbiamo una telefonata che sentiamo subito, poi apriamo gli argomenti. Fogar, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Leonardo, volevo fare 2 segnalazioni. No, hanno cavato via la gabina della fermata della Corriera qua in via Stock 4 settimane fa, 3. È tutto rotto, tutto abbandonato là e non si fa niente. No? Vorrei sapere ancora quanto tempo rimane così. Dopo un'altra segnalazione volevo fare. No? Sì. Ci sono 2 signore, c'è una di colore che è ogni giorno seduta dentro la PAM là, vicino ai Caretti, no? Che prende i soldi della gente che passa. No? Sì. E ce n'è un altro che deve essere romeno, mi sembra che sia, che lui da mattina alle 7:30 fino a mezzogiorno fa tutto dentro la PAM, così fuori, tutto quanto in giro, no? Continuamente farà un 40 giri al giorno, no? Per chiedere soldi alla gente, cioè la gente gli dà 2 euro, 3 euro, non è giusto, e dopo va a giocare con le macchinette. E questa roba qua a noi ci fa male, perché noi per dichiarare una roba dobbiamo andare all'ufficio delle entrate, pagare, fare via. Questi qua prendono i soldi e in culo a noi, no, non è mica giusto. Okay. Mi dispiace che questi soldi buttarli via così ogni volta. Okay. Io la ringrazio, signor Leonardo, saluto anche il suo consigliere là. Grazie, grazie signore, non so il nome. Buona giornata, grazie alla segnalazione. Via Stock a fermata del bus, non l'avevo presente, ne faremo magari un approfondimento. Sì, la mendicante che lei ha menzionato la vedo spesso anch'io, frequentando anche quel supermercato, ed è lì da diversi anni che effettivamente chiede l'elemosina. Invece il secondo che lei ha menzionato non ho presente, ma comunque mi fido di quanto dice, anche lui in quella zona al mattino come riferito. Questo mi dà modo, Fogar, di in qualche modo agganciarmi a quello che era un argomento che lei voleva trattare, che è fondamentalmente il tema della povertà. In questo caso le persone menzionate dalla telefonata penso siano 2, la prima sicuramente è extracomunitaria, il secondo credo pure, anche se non ne ho contezza, che sono in Italia e chiedono l'elemosina fuori dal supermercato. Quando però parliamo di povertà a 360 gradi e non guarda tanto alla nazionalità in questo caso, vero? Lei mi ha preceduto perché la povertà non ha colore, non ha confini. E voglio fare i miei più vivissimi complimenti, anzi se abbiamo modo poi di parlarci, se mi rintraccia al circolomiani@gmail.com, con la telespettatrice che ha fatto la penultima telefonata, ponendo in modo chiarissimo, io condivido tutto quello che ha detto dal buongiorno all'arrivederci nella sua telefonata, e dove la risposta dell'ospite che mi precedeva, non mi interessa che sia di destra come in questo caso o di sinistra, è stato l'esempio plastico per cui la politica ha raggiunto il livello più basso di credibilità. La politica nel suo complesso, non sto dicendo una parte piuttosto che un'altra. Ha delle domande precise che la signora ha posto: cosa fa il governo, in questo caso il governo Meloni,
ma la domanda potrebbe valere anche per altri governanti, nei confronti di 7 milioni di italiani classificati dall'Istat, non dall'opposizione, in lavoro povero, cioè vuol dire che percepiscono tra i 6 e i 700 euro netti al mese, il 13%, sempre dati Istat, delle famiglie italiane, per cui si avvicina al quarto della popolazione. A Trieste e provincia, come lei sa, ne abbiamo già parlato, perché abbiamo resi pubblici noi, non chi governa, i dati ufficiali INPS. 1/3 della popolazione vive in povertà relativa e assoluta. Non di turismo, ma di povertà dovrebbe occuparsi un amministratore pubblico nella nostra provincia. Bene, la risposta del politico, ripeto, mi interessa un H che sia di Fratelli d'Italia, alla domanda cosa ha fatto il governo, ha cominciato a dire che governano appena da un anno. Mi dispiace Medao, ma il calendario vale per tutti, ottobre 2022. Siamo a metà maggio 2024, quasi più di un anno e mezzo, 18 mesi e rotti. Primo. Secondo, ha risposto alla signora dicendo il governo ha fatto tantissimi provvedimenti, ha fatto moltissimi, ha speso milioni. Perché non ne ha citato uno di questi provvedimenti? Vede, la politica si squalifica quando si risponde a una perfetta domanda della signora, che ripeto condivido e sottoscrivo, con le supercazzole alla Conte Mascetti, cioè con la muina, per non dire niente. No? Lui doveva, visto che ne ha fatti moltissimi di questi provvedimenti, lui è capogruppo di quella forza politica in comune, ne conoscerà 2, 3, no? Perché altrimenti cosa sta a fare il dirigente di quel partito? Da rispondere. Non è stato in grado di darne una risposta concreta, perché avrebbe dovuto dire che hanno abolito il reddito pensione di cittadinanza, che hanno inserito un reddito di inclusione che rispetto al 1.200.000 nuclei familiari non singoli coperti dalla precedente misura, oggi questi sono ridotti a meno della metà, e con i dati della povertà, a parte il costo della vita, l'inflazione, le bollette in folle aumento, che queste persone hanno aggravato di conseguenza la misura. Ma detto questo, lo dico per spiegare, per capire, e io sono il primo che condivido, perché ormai il 60% degli elettori non va a votare, perché poco che vede un amministratore pubblico a rispondere in questa maniera si vede convinto nella scelta che questa politica non serve a niente. Dopo le faccio una domanda. Sì. Troppi cavi. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, prego. Buongiorno. Ci dica. Sono la signora Cade Rondine. Sì. E abito in via Strada Vecchia dell'Ischio numero 3. Sì. E siamo invasi dalle Pantigane. Invasi proprio. Ok. Che condominio è? Privato, di edilizia convenzionata? Di che tipo di... Cacciaburlo. Ok. Amministrati dall'Ater. Amministrati dall'Ater. E questo non lo so, sì, penso di sì. Se non lo sa lei? Ok. Siamo invasi dalle Pantigane, vengono fino a fuori dal portone, ho paura che vengano su. Certo. Signora, non per svincolarsi, però bisognerebbe contattare la Cacciaburlo se c'è un problema relativo ai suoi spazi. Quindi la esorto a contattarli, a recarsi eventualmente presso una sede e a farsi parte attiva lei o qualche familiare o anche un vicino, visto che la problematica condominiale riguarda anche altri. Buongiorno.
Sì. Mi sente? Sono Sì. la vicina di casa che siamo qua a bere il caffè e diverse volte avevo chiamato anche io insieme alla signora Cadel una volta. Sì. C'è uno spazio verde qua vicino tra le due case, tra il 3/1 e l'altro numero, che è da 5 anni, 6, cioè almeno da quando siamo noi qua, è così, è pieno di erbacce eccetera, ed è in attesa di diventare un giardino per tutta la zona, però è sempre con l'erba alta e chiuso, e proprio da là che ci sono topi, ci sono immondizie purtroppo, e c'è anche la strada piena di buche. La signora Cadel è in carrozzina e tante volte per andare a bere un caffè, tra evitare appunto le mazzigane, come diceva lei, e le buche non siete nel salotto buono di Trieste, signore, purtroppo. Lo so, però magari non ci sono turisti che passano per strada vecchia dell'Istria, ha capito? Ha ragione, fantastico. Ha capito? Infatti, E questo è il problema fondamentale. Qui ci sono due città, la città reale, che è vissuta dai triestini e da coloro che vi vivono, e il salotto buono, la città turistica. Allora, questo a me francamente, avere l'invasione di turisti mordi e fuggi, no? Perché si fermano 2 giorni quando va bene, se non un giorno con le crociere, ed avere il centro ridotto ormai a vuoto residenzialmente, ridotto ormai a una specie di souk di Tangeri, modello un pochino più lussuoso. Allora, francamente, avere tutti i quartieri, non solo quelli periferici, anche quelli semi-periferici, ridotti nelle condizioni che sono ridotte, cito il giardino di Piazzale Callalberto e Viale Romolo Gessi, che sono in una zona bene, il buon Gullotta lo sa perché frequenta abitualmente quelle parti. Vado a correre là, ecco, allora, nel momento in cui sono abbandonati nel degrado anche quelli, la dice lunga sulle scelte di Diamo chi una mano però alla signora amministra. Alla signora suggerisco l'Ater, perché le case cacciaburlo sono, se non sbaglio, amministrate nella gestione ordinaria dall'Ater. Sì, è corretto. Allora, voi avete sentito l'Ater in questi periodi? Sì, sì. E cosa vi hanno detto? Sì, è una serie di faremo, una serie di chiama quell'altro, e come funziona sempre tutto in Italia. Non devono mandare la forza pubblica a sloggiare, qui si tratta di deratizzazione, devono chiamare l'azienda sanitaria. Ma signora, le do un suggerimento, chiami lei il terzo distretto, perché voi siete l'ex terzo, oggi secondo distretto, perché fanno le riforme cambiando solamente i nomi, chiami lei, c'è il servizio deratizzazione, chieda l'intervento, loro sono obbligati per legge a intervenire, perché è una misura che mette a salvaguardia la salute dei cittadini, e gli eventuali costi vanno addebitati non al chiamante ma al proprietario delle aree degli immobili, per cui non vi costa un centesimo. E poi se direte all'Ater abbiamo fatto noi, la fattura è quella, la pagate voi. Grazie. Strada vecchia dell'Istria. Cosa per quanto riguarda i marciapiedi inagibili in carrozzina? Ah beh, ma per quello, signora, il comune purtroppo, le ho detto prima, non credo che riuscite a far scalo a una nave da crociera. Comunque diceva strada vecchia dell'Istria, civico circa 3/1? Sì, 3/1. Ok, guarda, io ho preso nota e se abbiamo possibilità anche sollecitiamo per le strade e per l'Ater, però avvaloro il consiglio di Fogar anche voi di magari sentire il distretto o comunque nuovamente Cacciaburlo e Ater per sollevare nuovamente il quesito. Senz'altro, grazie. Grazie a lei, grazie a voi, visto che erano interlocutori plurimi. Dobbiamo andare in pubblicità nuovamente, Fogar, brevissima interruzione, ci vediamo tra poco. Parliamo delle Noghe dopo, no? Dell'assemblea.
Siamo in diretta, ben ritrovati con Sveglia Trieste, siamo sempre in compagnia del consigliere comunale della lista civica Muggia, Maurizio Fogar, chiaramente nel comune di Muggia. Le leggo un paio di mail, Fogar, poi so che lei voleva parlare della Valle delle Noghere, ci arriviamo, non si preoccupi, siamo in compagnia sua fino alle 10. Buongiorno, complimenti al signor Fogar che ha descritto con perfezione tutto quello che ho detto nella mia telefonata e aggiungo che è una vergogna che si abbiano non risposte girando attorno alle domande alle quali non ha risposto neanche il signor Gulotto dopo aver indottrinato verso una risposta più chiara. Cosa c'entro io adesso? Ma non sono, guardi signora, non so come si chiami, non sono deputato a dare risposte su argomenti politici io, perché io sono un giornalista, non sono un consigliere, non ho intenzione di essere un consigliere, non sono un politico, non sono iscritto a nessun partito politico e quindi io non sono deputato a dare risposte politiche, io sono qui per condurre e moderare una trasmissione. Se lei ha fatto le domande a Fogar o a Medau e non ha avuto in qualche modo sollievo, riscontro positivo in quelle che sono le sue domande, diciamo che l'interlocutore suo è il politico eletto e pagato dai cittadini. Quindi insomma io so che il giornalista è sempre colpevole, è sempre uno STR puntini puntini, ma in questo caso mi scusi, ma io non sono deputato a darle una risposta. Questo mi pare che sia abbastanza chiaro. Fogar scrivono ancora dati Istat. Il vostro ospite cita i dati Istat sulla povertà, ma omette che gli stessi dati parlano chiaro, aumento dell'occupazione dello 0,3%, che in numeri significa quasi 500.000 posti di lavoro in più. Questo non è un miracolo caduto dal cielo, ma l'azione del governo Meloni, a lui tanto criticato. Allora, lei può leggermi, mio caro scrittore, le statistiche come vuole, ma le deve leggere integralmente, se no vale quella del pollo, cioè gli italiani mangerebbero ogni giorno un pollo a testa. In realtà c'è chi ne mangia 10 in settimana e chi ne mangia 1 al mese o all'anno. E i dati Istat ed Eurostat confermati ieri dall'Ocse e dalla Banca d'Italia, non dai comunisti sovversivi, ai quali non mi lega nulla peraltro, danno un aumento considerevole. 7 milioni di italiani lavorano con un reddito percepito di 600 euro al mese. Sono quasi 13 milioni le famiglie che vivono in povertà relativa e assoluta, lo dice la Banca d'Italia, lo dice Eurostat di ieri. Non me ne frega nulla che uno dica che la disoccupazione sarebbe diminuita e che c'è un 0,5% di occupati. Perché lei deve imparare a leggere le statistiche. Quel 0,5 di occupati, il 99,9% sono occupati a tempo. Cioè in queste statistiche anche il ragazzo che porta la pubblicità per 2 mesi nelle cassette, pagato un bianco e un nero, risulta nelle statistiche occupato. Lei deve... non ho capito, ma lei... A me sembra, dico lei, mi scusi se la prendo come riferimento di un modello esemplare, lei mi sembra sia il classico cittadino che gode nel farsi del male da solo, pur di favorire una scelta valoriale e ideologica che lei fa alle politiche. Francamente io consiglierei ai cittadini di tutelare prima di tutto i loro interessi reali, poi eventualmente andare a privilegiare le loro scelte ideali e valoriali. Se lei va al pronto soccorso in difficoltà magari anche di vita, lei mi sembra uno che sia più preoccupato di sapere se il medico che deve salvarvi la ghirba sia di destra, di centro o di sinistra o sia bravo. A me interessa che sia bravo, che sia iscritto o non iscritto a un partito, non me ne frega niente. Il problema è che ai pronti soccorsi di Trieste in particolare
e nella sanità siamo nel disastro più totale. Ed è questo che dovrebbe spingere lei, me e tutti i cittadini a preoccuparsi, senza guardare se Poggiana è stato messo lì da Forza Italia e se quello che lo precedeva era indicato dal PD. Io voglio vedere i risultati, perché la mia vita conta di più delle scelte valoriali della politica. Io spero di averle risposto su qual è il mio concetto, perché io non sono erede, non ho da difendere nessuna segreteria di partito, devo solo difendere i miei interessi personali, cioè a 71 anni cercare di arrivare a vivere qualche anno in più, possibilmente bene, nel senso della salute intendo, e dall'altra parte gli interessi dei cittadini che come Circolo Miani tuteliamo da 43 anni. Per questo ricordo alla signora, lo trova anche su Facebook, trova i numeri di telefono e tutto, Circolo Miani, mi farebbe molto piacere. Andiamo ad ascoltare una telefonata, Fogar, che poi il tempo stringe e dopo lei giustamente vuole parlare anche di altro. Sentiamo chi è in linea, poi avremo la pubblicità, poi le prometto che parliamo della Valle delle Noghere. Grazie, perché lo prometto personalmente. Domenica c'è questa importantissima iniziativa. Buongiorno, chi è in linea? Pronto? Allora, non possiamo farlo più verso... Sì, facciamo un'altra volta, adesso no, perché questo mese c'è la circolazione, tutto... Buongiorno! No, mi dico così. Solo un attimo che... Pronto? Buongiorno! Buongiorno! Prego! Scusi, io voglio fare solo una segnalazione. Sì. Ho già mandato diversi mail, ma non sono mai stati risposti. Io sono quello che il parcheggio del cimitero di Catinara. Ok. No, perché adesso ci aprono, fino adesso c'era il Zafferano. Sì. E i dipendenti mettevano la macchina posteggiata lì. Siccome adesso entra la COP, magari ci avrà anche più lavoro, uno che vuole andare in cimitero non ha la possibilità di perché il parcheggio è tutto pieno dai dipendenti o dai clienti del supermercato. Ecco, se si poteva, non so, fare qualcosa in modo che qualcuno, specialmente gli anziani, non devono farsela tutti a piedi, capito? Perché è tutto bloccato di solito. Se lei va una mattina si rende conto della situazione. Lei ci ha scritto, ha detto? Dove? Lei ci ha mandato qualcosa? Sì, stamattina probabilmente ho sbagliato, ho comprato un MMS. Ah, ecco qual era l'MMS, ho capito. Infatti avevo ricevuto una mail che non riuscivo a leggere. Era quella là, ok, adesso è chiaro anche questo. Ok, va bene. Magari prendete in carico il problema perché sì, non è un grosso problema, però... Sì. Ok. Il cimitero di Catinara, quello che proprio adesso è dietro la salita, se lei adesso va col computer magari vede che ci sono, dovrebbe essere il peso di macchina. Sì, non è aggiornato in realtà, però ok, ho capito. Ok, va bene. Grazie. Grazie mille a lei. Grazie, buongiorno. Sì, ho ricevuto un MMS, infatti ha mandato questa mail che ha un contenuto parziale. Volevo chiedere alla vigilia dell'inaugurazione dell'ex supermercato Zazzeron di ricordare, e dopo mi si interrompe la mail, quindi non avevo chiaro, poi c'è scritto hai ricevuto un MMS, c'è un operatore telefonico. Tant'è, abbiamo risolto almeno questa. Pubblicità, Fogar, al rientro, punto sulla Valle delle Noghere. Grazie. A tra poco. Bene, torniamo in diretta, 9:36 minuti, sempre con Maurizio Fogar della lista Muggia nel comune di Muggia, l'opposizione, oggi venerdì 10 maggio, Valle delle Noghere, facciamo il punto, Fogar. Allora, domenica, questa domenica, per cui tra 2 giorni alle ore 11, organizziamo insieme agli altri colleghi 4 dell'intergruppo comunale che raggruppa i 5 consiglieri su 20 civici, cioè eletti con liste civiche, organizziamo un'assemblea che ha una valenza sia per i residenti aquilini a Noghere, Montedoro, Santa Barbara, e sono più di 3.000-4.000 persone che si affacciano sulla Valle delle Noghere e sull'ex raffineria Aquila,
ma che ha una valenza provinciale, perché è quello che sta succedendo in Valle delle Noghere nell'ex Aquila è l'ultima risorsa, chance che la nostra provincia ha di dotarsi di un polo di sviluppo manifatturiero capace di dar lavoro a 500-600 persone, lavori non stagionali, non precari. E dunque, ovviamente, con tutte le attenzioni per cui queste attività non impattino con l'ambiente e la qualità della vita delle persone, le dicevo sono quasi 4.000 che vi risiedono accanto. Tutto questo riguarda soldi pubblici, soldi nostri, anche se stanziati dai fondi PNRR complementari governativi. Che in parte sono a debito. Prego? Che in parte sono esatto, debito che paghiamo noi. No, allora, qui c'è una storia estremamente in sintesi che coinvolge anche la Triestina Calcio. Sì, sì, ho capito dove vuole andare a parare. Quest'area, la Valle delle Noghere, ha 470.000 metri quadrati. Nasce come le vecchie saline. Vengono interrate abusivamente, è una discarica tossica per cui per decenni hanno interrato amianto, benzopirene, benzene, idrocarburi, metalli pesanti, tutte le cose più cancerogene che esistono. Domanda prima, dove erano i controllori? Allora non esisteva l'ARPA, esistevano i comuni, Trieste e Muggia, i cui sindaci sono dal 1934 per regio decreto ufficiali sanitari che devono sovrintendere alla vigilanza della salute dei loro concittadini, con la polizia locale, allora vigili urbani. Sì. C'era l'azienda sanitaria che allora aveva e le ha tuttora il Dipartimento di Igiene e Profilassi del territorio e poi in ultima spes la magistratura. Bene, questi hanno fatto l'ira di Dio, hanno interrato e hanno sversato a mare tutte le aziende industriali dalla Ferriera in qua sul canale navigabile. Tutti i fondali sono decine di metri di fanghi tossici, il risultato degli sversamenti dei rifiuti di produzione e degli scarti, tutti tossici, in mare. Allora, qui il progetto iniziale che io avevo condiviso con Zeno D'Agostino, perché spetta all'autorità portuale che ha ricevuto 60 milioncini, con una mission precisa, da spendersi entro giugno 2026, pena la loro decadenza. Spendersi, finora ne ha spesi 30. La mission era acquisizione delle 3 aree private presenti in valle, Teseco 100.000 metri quadri, Edison 100.000 metri quadri, Coop quasi tra i 150 e i 200.000 metri quadri. Acquisire queste 3 aree, bonificare le parti della valle non bonificate e poi creare i presupposti per degli insediamenti logistici e manifatturieri industriali per lo sviluppo dell'attività portuale. Cioè, se lui non può spendere un centesimo, l'autorità portuale, per cose diverse da questo mandato. Allo stato attuale ha acquistato l'area Coop ed Edison, non ha acquistato l'area Teseco, che è ex Aquila, per capirsi, che è la più inquinata e cancerogena che esiste. Dal progetto iniziale, cioè bonificare i terreni e poi passare al COSELA, che presiede sempre l'autorità portuale ex Exit, il compito di fare le gare e gli appalti per gli insediamenti di imprese, aziende, industrie ad impatto ambientale zero. Lasciamo perdere il green, perché il green ormai è come un colore di moda, si porta bene su tutto. Ha visto quando, scusi se mi fa ridere, quando c'era quella battuta che diceva vogliono le case green, c'era chi le aveva pitturate con la pittura, con la vernice. Allora si porta bene dappertutto.
dare a COSELAC poi, mantenendo nelle bonifiche quanto più possibile le zone alberate, perché nel frattempo la natura ha fatto il suo corso e nei decenni sopra queste schifezze mai controllate dai controllori è cresciuta una specie di bosco, arbusti e alberi, per cui io con Zeno D'Agostino avevo premuto perché nei lavori di bonifica si salvassero quanto più possibile le zone alberate. Bene, questo progetto iniziale che dava la speranza dai 300 ai 500 e oltre posti di lavoro, D'Agostino l'ha di fatto vanificato perché ha cambiato di punto in bianco opinione sia sull'informare i residenti. Lui mi aveva confermato e scritto email che andremo io e te, tu mi organizzerai come Circolo Miani, andremo a fare gli incontri pubblici con i residenti per informarli man mano e soprattutto chieder loro cosa non vorrebbero che mettiamo in quella valle. Bene, di tutto questo non c'è più traccia, dei posti di lavoro non c'è più traccia. L'area Teseco misteriosamente non è stata acquistata, l'area Coop risulterebbe già bonificata, così come i 74.000 metri quadrati che sono nella parte nord della valle verso le case di Noghere ed Aquilinea, che risulta sul piano regolatore, ascoltate bene, destinata ad attività sportive, ricreative e verdi. Per cui l'area ideale per piazzare il centro sportivo che la Triestina Calcio annuncia, che occuperebbe poco meno della metà di quest'area, senza neanche bisogno di variare il piano regolatore, senza bisogno di costringere la società ad acquistare sulla collina di Montedoro, che è la cosa suggerita dal sindaco, spianando metà collina per piazzare i 5 campi di calcio, acquistandolo, guarda caso, da un privato, mentre lì il terreno è pubblico, gestito dal COSELAC e dal comune di Muggia. E infrastrutturato, cioè a strade, fognature, collegamenti idrici, elettrici, di gas metano, mentre nella zona proposta sventuratamente alla proprietà della Triestina non c'è nulla di tutto ciò, va costruito ex novo a carico sempre della proprietà statunitense. A me la proposta di Polidori fatta alla Triestina mi ricorda il Totò Truffa nella Fontana di Trevi, quando si spaccia per il Cavalier Trevi e vuol vendere la fontana. Ci sarebbe un dubbio quali interessi rappresenti veramente il senso di questa proposta. Non mi pare rappresenti quelli della Triestina, della proprietà della Triestina. Allora, tornando alla Valle delle Noghere, D'Agostino cambia idea, niente più tutto quello, non si acquisisce, non si fanno le bonifiche nell'area Edison 100.000 metri quadrati, si fa una tombatura, cioè si mette in sicurezza coprendo con un sarcofago in cemento armato una suoletta e un'altra parte a ghiaia. Sì. Questo significa che lì non si può costruire niente, neanche un bar per il futuro parcheggio di tir, perché un bar ha le fondamenta, sfora la suoletta e va a insistere sul terreno inquinato. Allora, e cosa si fa lì? Non aziende, non industrie, che non si possono costruire perché la suoletta non regge le fondamenta. Si va a fare un mega parcheggio di tir per 130 mezzi pesanti in movimentazione sulle 24 ore. I posti di lavoro si riducono a 4 o 6 vigilantes che immagino saranno messi. La viabilità alla faccia della logistica stradale, collegamento diretto con la superstrada ferroviaria. No, si fanno 2 rotatorie che scaricano direttamente sulla viabilità esistente. Poi D'Agostino si inventa un'agricoltura idroponica. Sì, visto.
senza spiegare né la collocazione né l'estensione. Poi si inventano insieme a Polidori gli orti comuni o comunali come li abbiamo a Trieste, in Via Navale e in altre parti. Una bellezza, no? Tutti a mangiare i pomodori sul terreno, su orti comunali, su terreno inquinantissimo, cioè sarà una corsa al pronto soccorso, no? Allora, questo è il cambio, per cui svaniscono i posti di lavoro, svaniscono le bonifiche, rimangono ancora 30 milioni, che non si capisce a che pro saranno gestiti, e sul parcheggio dei tir nasce una strana avvertenza. Nell'ultimo consiglio comunale è stato chiesto, sulla convocazione fatta sempre su iniziativa dei 5 consiglieri dell'intergruppo, perché altrimenti non se ne parla mai in consiglio comunale, di questi accordi che il sindaco ha firmato con Zeno D'Agostino. Abbiamo chiesto ovviamente quale sarà la sorte e il futuro anche dei residenti, perché se non viene bonificato il terreno che il sindaco dichiara essere inquinantissimo, per cui guai mandare i ragazzi della Triestina a respirare quei miasmi, però 4.000 persone che ci vivono 24 ore al giorno da decenni possono respirare tranquillamente quei miasmi. Guarda, abbiamo una telefonata. Sì, finisco solo per dire questo. Perché, insomma... E il bello è che il comune ci dice che no, il parcheggio, come delibera comunale, non può essere riservato al retroporto, ma deve essere riservato ai camion delle ditte già operanti in Valle delle Noghere. E allora sorge un problema. Se non è riservato alla logistica portuale, neanche un euro di quei 60 milioni può andare a pagarlo, perché non rientra tra la missione. Forse la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia dovrebbe accendere una lucetta su questa cosa. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, qua è Paiman. Prego. Intanto buongiorno anche a Fogar, con tutte le battaglie che abbiamo fatto negli anni, naturalmente da una parte e una dall'altra. Sì. Però ho telefonato solo per puntualizzare delle cose che logicamente in questa situazione dove siamo, e ha ragione Fogar, anzi vorrei stimolare il vecchio Fogar, che dobbiamo concentrarci su quello che lui sta dicendo, ed è quello che riguarda il fatto della sanità, il fatto del riposto vita, è il fatto dell'immigrazione e della violenza che abbiamo, ma tutte cose che naturalmente, sottolineo, io sono uno che ha sempre votato destra, però in questa situazione che io vedo un decadimento totale di tutto quello che riguarda il sociale e star bene insieme, di essere, e lui è capace, di simulare sempre di più naturalmente i problemi veri che ha la gente. Ha ragione lui, che ormai fra qualche anno avremo un votante su 10 che andrà a votare, sì. Però la capacità e quello che si può fare, perché bisogna stimolare la gente a venire fuori da questa situazione di tifo politico, perché alla fine non si danno risposte, va bene, si va avanti su quello che riguarda il fascista, antifascista, perché si vuole svincolare i problemi su quelli che sono i problemi seri di questo paese, che a mio avviso siamo ogni giorno verso un declino costante su quello che riguarda il vivere in una situazione degradevole e quello che era l'Italia anni fa. Stiamo perdendo ogni giorno diritti e stiamo perdendo ogni giorno, va bene, in conseguenza quello che è i problemi che sono tutti quanti da affrontare in maniera abbastanza, insomma, è facile fare discorsi così da spot, però stiamo arrivando a un declino che a mio avviso lo pagheremo tutti e in modo molto molto pesante. Grazie e buona giornata, ciao Fogar. Grazie. Arrivederci Palma. Prego Fogar. Allora, oltre al problema Valle delle Noghere, c'è il problema del fantasma ungherese. Noi avevamo il famoso fantasma da bambini dell'olandese volante. Noi abbiamo la società ungherese di Orban, che ha acquistato da 4 anni l'area ex Aquila, dà segno di esistenza in vita con un comunicato stampa all'anno,
dopo aver presentato un generico rendering che vuol dire tutto e nulla, possiamo farlo anche noi, e nulla si sa, annunciano che su questa nuova piattaforma logistica oltre 350 tir al giorno entreranno e usciranno. Domanda: dove? Su Aquilinea e via Flavia? E poi l'inquinamento acustico e di polveri sottili. Io ho chiesto al comune: avete fatto i PAC previsti dalla legge che dovevano essere redatti, legge regionale, nazionale ed europea, entro il 2005? Siamo nel 2024, risposta: non li abbiamo fatti. Il comune di Muggia, ma anche Trieste, stia tranquillo, è inadempiente da 19 annetti. Se ci fosse un paese serio ci sarebbero anche le sanzioni. Di conseguenza questo incontro di domenica non è un fatto che riguarda solo i residenti. Poi vede, io mi sono speso, e tutti lo sanno, da 40 e rotti anni come circolo, ricordava Palma le battaglie che abbiamo fatto a partire dalla Ferriera, certo. Ma ho torto collo il consigliere comunale a Muggia, sparato in consiglio dalla lista civica più votata. Però francamente io non corro dietro ai cittadini, lo dico sinceramente, guardate, a costo di essere paradossalmente non simpatico, siccome io non vado in cerca di voti, non ho bisogno di consensi, alle nuove elezioni a Muggia avrò 74 anni e spero di arrivarci, per potermi godere i miei 2 cani, la mia vita personale e quant'altro. Ma francamente, se chi vive a poca distanza rispetto a quello che sciaguratamente vogliono fare fuori dalla porta della loro casa, domenica non vengono, perché magari il tempo è così così, andiamo al mare a mostrare le chiappe chiare, no? Facciamo la gita fuori porta, tanto poi non toccherà mai a me. Vengo io non è che li sollecito a venire, sono in interesse loro, io sto in via Navali, a San Vito, per cui la cosa mi interessa per l'impegno che ci ho profuso, ma non mi tocca, non mi sposta la qualità della vita e la tutela della salute. Se le persone, come ho sentito anche nelle varie segnalazioni, interessate non si danno da fare, noi si rimboccano le maniche e se aspettano che questa politica o che lo Spirito Santo faccia le cose di cui hanno bisogno, e allora, amici miei, non ci siamo proprio, per cui io non corro dietro ai cittadini. Se vogliono venire all'assemblea domenica alle 11, esercitano il loro diritto di autodifesa personale dei loro beni, delle case per cui hanno fatto mutui ultradecennali, della loro qualità della vita. Guardate, se vogliono restarsene a casa, basta dircelo, purché poi a babbo morto per lamentarsi non mi chiamino sul cellulare, perché Dio abbiamo già dato. Non vi siete interessati, d'altronde, guardi, per chiudere il quadro che descriveva Palman prima, ho visto con interesse che ci sono ben 4 candidati sindaci a San Dorligo. Sì. Ho visto per settimane tutti i giochi, alleanze, presentazioni, accordi. Non ho visto uno dei 4 schieramenti nominare la parola SIOT, che è il centro. A dire il vero, Marchesic l'altra volta ne ha parlato. Sì, ma, vabbè, ma insomma, comunque vabbè. No, parlo sulla stampa, voi mi scuserete, noi non no? siamo la stampa. Io uso come parametro la stampa. Che siamo burattinai. No, ma lei sa che io ho un mio orologio biologico, per cui già alle 8:30 di sera, nonostante la mia strenua resistenza, mi addormento. Ma lui era la mattina, quindi non ha ma sì, no. Io la mattina sto scherzando, Foga, va bene, non fa niente, dai, le era per mie stemperare. energie che gli anni mi consentono.
Allora, nessuno menziona la SIOT, che pure è il problema più grosso, che ha distrutto da decenni vita e salute dei residenti a San Dorligo, per non parlare di Muggia e Trieste col vento disperdi miasmi. Allora, visto che nessuno ne parla, posso fare un suggerimento fuori da qualunque logica di par condicio? Se io fossi residente a San Dorligo, sapete come andrei a votare quel giorno, l'8 o 9 giugno? Prendendo la scheda e scrivendo su tutta la scheda né, no, SIOT. La richiuderei e la riconsegnerei. Perché francamente vedere quello che la politica non è in grado di cogliere, anche perché a chi vive a Muggia devono sapere, Noguera e Aquilini, che è in corso la costruzione nell'area SIOT di San Dorligo della più grande delle 4 centrali a gas metano, il che significa emissione di tonnellate di metri cubi di anidride carbonica nell'aria. Si chiama decarbonizzazione, no? Se non sbaglio. Allora, se loro accettano tutto questo, beh, io mi fermo, non voglio violentare nessuno, dico solo ai triestini, guardate che le centinaia di posti di lavoro che potrebbero crearsi se si andasse a portare avanti e a perseguire i progetti per cui i fondi pubblici nostri sono stati erogati, andrebbero a vantaggio di centinaia di persone che vivono a Muggia, a San Dorligo, a Trieste, no, per cui non considerate l'assemblea di domenica alle 11 in piazza ad Aquilinea nell'area dell'ex farmacia come un fatto meramente localistico. E se io fossi la Triestina Calcio, qualcuno della società la manderei ad ascoltare queste cose, perché parliamo di un piano regolatore della Valle delle Noguere che il sindaco non ha mai visto e non ha mai dimostrato di conoscere. Sentiamo una telefonata, abbiamo forse poco tempo poi per rispondere. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto mi compiaccio per quanto per l'esposizione del signor Fogar in questa trasmissione. Mi riallaccio velocemente, visto il poco tempo, a una questione in ordine all'incapacità della politica di dare risposte reali e concrete, premettendo che io sono persona che ha sempre avuto il cuore alla destra, ma ovviamente destra democratica, che niente a che vedere col fascismo. Il politico che oggi non sa rispondere alle domande, e questo a livello nazionale oltre che locale, c'è un caso emblematico che si chiama Super Bonus 110, dove il governo Conte 5 Stelle ha, secondo me, istituito ai tempi una grandissima opportunità per gli italiani. La destra, quando è salita al potere, al governo, ha annullato completamente con leggi retroattive, che trovo scandaloso, mettendo a sedere le imprese. E guardi, io non faccio l'imprenditore edile, sia ben chiaro, io vengo dal mondo della finanza, dove in pratica o il governo Conte aveva dei tecnici che non hanno valutato gli impatti di bilancio, cosa che mi rifiuto di pensare, oppure, come molto più probabile, per una questione di maquillage di bilancio dello Stato, per arrivare ai rating Moody, Standard & Poor's e quant'altro di cui avevano bisogno, anzi lo Stato italiano, per arrivare, secondo le normative della Comunità Europea, a una situazione utile a poter arrivare a determinati contributi rispettando i parametri, ha messo a sedere un intero comparto e le loro famiglie, facendo delle leggi retroattive, sostenendo che per lo Stato italiano era impossibile sostenere questo impatto, cosa che è assolutamente invera, e non è qui il momento, purtroppo non c'è il tempo, è un argomento molto lungo.
no? È un argomento molto lungo, questo non è assolutamente vero. Ok, io la ringrazio, devo salutarla perché devo chiudere, è un argomento interessante dove si può anche approfondire il punto, però devo rispettare un palinsesto, quindi Fogar eventualmente una prossima volta, se vuole, si parlerà anche di Superbonus. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei e a chi ci ha seguito. Grazie a tutti, buona giornata e arrivederci.